Questo è il seminario che ogni anno, ormai da 4 anni, organizziamo come dottorato di ricerca in storia dell'arte, cinema, media audiovisivi e musica, in collaborazione con la Fondazione Ado Furlan di Pordenone e Spilimbergo. La Fondazione meritoriamente da molti anni sostiene le nostre attività didattiche, proponendo ogni anno un incontro di studio su un tema che viene concordato. Il tema di quest'anno, per il quale siete stati invitati, porta come titolo Arte, Tecnica, Tecnologie. Si tratta di 4 soli incontri, ma solo per modo di dire, nel senso che sono 4 temi molto diversi tra di loro, che come raccontato nel programma spaziano dalla sala di Costantino a William Kentridge. Io personalmente esprimo il ringraziamento da parte tanto dei nostri dottorandi quanto del collegio che io coordino agli invitati che hanno deciso di partecipare a questo pomeriggio. Spero davvero che sia l'ultima di queste conversazioni che teniamo ad essere svolte in modalità a distanza, e non solo per gli impicci che a volte possono capitare. E prima però di dare la parola ai primi relatori, direi a Caterina Furlan, in qualità di presidente della Fondazione, di un breve saluto. Vi ringrazio molto per questa partecipazione, ringrazio Alessandro che ogni anno si deve sobbarcare al compito di istruirmi per il collegamento, ringrazio il dottor Cornini per la sua gentilezza e per le tante cose che ci siamo detti per telefono e per mail, e ringrazio naturalmente Ana Gonzalez Mozzo, che ho conosciuto solo via internet. Non vorrei perdere altro tempo e rubarvi altro tempo, semmai poi in chiusura magari dirò ancora qualcosa. Quindi benvenuti, grazie, e adesso Alessandro a te. Bene, allora io ricordo che il formato più o meno prevede 1 ora per ciascun relatore, comprensiva anche delle domande da parte del pubblico, di un minimo di discussione, quindi esortando tutti a stare all'interno complessivamente dell'ora che vi è stata attribuita. Chiamo dunque a intervenire Guido Cornini e Fabio Piacentini di Musei Vaticani, che parleranno di Nella sala di Costantino, le tecniche pittoriche. A loro la parola e grazie per essere intervenuti. Bene, buongiorno a tutti. Prima di cominciare vorrei ringraziare a Linda Borean per l'invito a questa giornata e a Alessandro Del Pupo e alla dottoressa Forlan per l'organizzazione. Oggi vi parlerò di un fenomeno affascinante che è stato ripreso nella pratica artistica italiana a metà del XVI secolo, la pittura su pietra. Ci sono state 2 fasi sovrapposte nell'uso di questi supporti. Una, quella della pietra monocromatica, specialmente la lavagna, circa tra il 1530 e il 1555, in cui sono stati eseguiti dipinti di devozione privata o ritratti di persone illustri per una clientela con gusti estetici e religiosi molto specifici. L'altro periodo, che durò sempre approssimativamente dalla fine degli anni 50 del XVI secolo all'inizio del XVII, fu il tempo dell'immagine post-conciliari e della Pierre Imagée. Dedicherò la lezione al primo periodo e in particolare a Tiziano, considerando che le uniche 2 opere da lui eseguite su pietra sono conservate nel Museo del Prado, opere che Carlo V possedette e da cui non si separò fino alla sua morte. Sono anche dipinti che ci permettono di affrontare argomenti fondamentali della teoria e della pratica artistica rinascimentale. La pittura su pietra si inquadra in una dinamica di cambio delle tecniche artistiche che possiamo situare verso la metà del Quattrocento, segnata dal desiderio di inventare per attirare lo sguardo e i giudizi del pubblico più erudito. Fu ben accolta nella cerchia umanista del XVI secolo, in quanto sembrava essere la risposta a una delle discussioni alla moda dell'epoca, il paragone delle arti, in cui, tra altre tematiche, si discuteva su quale disciplina, pittura o scultura, fosse superiore in virtù della sua stabilità nel tempo. Inoltre, i pittori trovarono nelle pietre il veicolo perfetto per evocare il mondo antico. Tiziano lo usò, tra l'altro, per confrontarsi con il grande Apele, il pittore greco del IV secolo p.C., le cui opere non erano conosciute ma erano lodate nei testi classici.
Questi scritti riportavano le chiavi di una diversa percezione dei corpi e della natura che i pittori greci avevano saputo trasferire nelle loro opere, descrizioni che stimolarono l'emulazione di queste chiavi nella pittura, la quale consisteva nel simulare corpi e materiali naturali in modo verosimile. Una lettera inviata da Vittore Soranzo a Pietro Bembo nel 1530, nella quale comunicava che Sebastiano del Piombo aveva scoperto il segreto per dipingere su pietra, ha ristretto per molto tempo i pochi studi che sono stati dedicati a questa tecnica. Anche se la notizia è stata tradizionalmente presa per vera, il fenomeno è più complesso e fino a pochi anni fa c'erano ancora questioni irrisolte. Prima, cosa ha stimolato nel XVI secolo la scelta della pietra come supporto per la pittura e secondo, come si dipingeva sopra di essa. Rispondere a queste domande richiedeva un salto indietro nel tempo, dal momento che il legame tra questa pittura e il mondo classico è evidente. Ci sono molti testi che menzionano la pratica e si conservano opere e frammenti che la testimoniano. Per studiarla in profondità ho lavorato con archeologi e chimici del Laboratorio di Archeologia Molecolare della Sorbona di Parigi, esperti in scultura classica policroma, e con geologi e archeologi spagnoli che si occupano di cave romane. Questi soggetti oggi sembrano estranei alla pittura, ma non lo erano in passato. Ricordiamo che una delle opere a cui noi, storici della tecnica, ci rivolgiamo costantemente è la storia naturale scritta da Plinio il Vecchio nel I secolo, che nei suoi 37 libri registra e descrive tutti i materiali della natura, comprese la pittura e la scultura come entità strettamente legate ad essa. Le fonti classiche menzionano l'abitudine di decorare le case in Grecia e Roma con marmi dipinti. Alcune opere originali sono sopravvissute, ad esempio la decorazione della tomba di Persefone a Vergina, i manifesti che annunciano le lotte tra gladiatori nel Museo archeologico di Salonica e i cosiddetti monocromi del Museo archeologico di Napoli. E anche i frammenti decorativi dell'Aula del Colosso, che secondo Suetonio ospitava famosi dipinti su marmo, 2 di essi da Apelle, raffiguranti scene della vita di Alessandro Magno. Che questa pratica non sia stata collegata al mondo classico è dovuto in particolare al fatto che, come ho sottolineato, il suo studio è stato subordinato alla lettera sulla scoperta di Sebastiano, che insinua che prima di quella data la procedura era sconosciuta. Studiando la personalità dell'artista attraverso il suo carteggio, in cui troviamo che chiedeva sempre aiuto a Michelangelo quando doveva affrontare importanti compiti, e lo sviluppo della sua arte quando si trasferì da Venezia a Roma e quando divenne ossessionato da Raffaello, non sembra che la scelta fosse sua. Sosteneva di averlo fatto per 2 motivi. Per assicurare la conservazione delle sue opere, molte erano state distrutte durante il sacco di Roma nel 1527, e per il fatto che dipingere sulla lavagna significava non dover verniciare i dipinti, il che evitava i riflessi quando erano collocati in posti mal illuminati. Non c'è dubbio che fu lui a evolvere il metodo e che il background visivo e la tecnica pittorica acquisita a Venezia influirono nella procedura che ha sviluppato. Tuttavia, secondo me, Tiziano ha saputo estrarre meglio tutte le proprietà della pietra nel dipingere. La scoperta di Sebastiano fu ripresa anche da Vasari, ma né lui né Soranzo dicono quale fosse il segreto, solo che aveva raggiunto il risultato attraverso molta fatica e molte prove. L'innovazione in pittura non sono solitamente spontanee, l'ambiente deve essere favorevole in modo che le idee e le esperienze degli artisti si manifestino. E fu nella Venezia del primo Cinquecento che convergono una serie di fattori che possono aver ispirato le prove di Sebastiano del Piombo. In primo luogo, gli artisti veneziani hanno vissuto per secoli e continuano a vivere tra le pietre policrome e murali che decorano le facciate della città. I marmi che decorano i suoi palazzi e le sue chiese sono soprattutto romani, saccheggiati a Costantinopoli nel 200, che a loro volta erano stati tolti dalle città romane in rovina. Secondo, il clima di revival dell'antichità e l'intensa febbre archeologica di Venezia a partire dalla metà del XV secolo, che la rese insieme a Roma un importante centro di raccolta di antichità classiche. Ecco uno dei nostri punti di interesse.
Per Plinio, come per i greci, la scultura non aveva senso se non era dipinta. Gli scultori greci creavano le loro opere proiettandole per essere completate dai pittori. E questo è interessante perché nel dibattito sul paragone i pittori attaccavano gli scultori perché la scultura mancava di colore, era imperfetta per simulare la vita. Ma nell'antichità le statue erano policrome e i pezzi archeologici che arrivavano alle collezioni rinascimentali conservavano tracce di pittura o erano macchiati dal passare del tempo o fatti di marmi colorati. E fu questa immagine della pietra colorata che i pittori veneti percepirono e rifletterono in alcune delle loro opere. In terzo luogo, all'origine di molte invenzioni c'è spesso la necessità di risolvere problemi pratici. Nel caso dei veneziani, evitare il degrado delle facciate degli edifici causato dall'umidità della laguna. A questo scopo inventarono il marmorino, un rivestimento fatto di polvere di marmo che, trattato con olio caldo, era un materiale ottimo per dipingere. Quarto, la città fu destinataria privilegiata di prodotti che arrivavano dall'Oriente, che furono determinanti per le novità nel modo di dipingere introdotte da alcuni maestri veneti. Uno dei tempi di maggiore libertà pittorica in Italia fu senza dubbio il Quattrocento, ma è vero che, nonostante ciò, gli artisti erano limitati dai materiali, anche se non ci sono date esatte per l'inizio dell'uso o della soppressione di certi materiali e di solito consistevano per molto tempo, la tecnica della tempera all'uovo era la più usata. E la tempera è un materiale poco duttile e opaco, e questo significava lavorare con piccoli tocchi di pennello tra teggi per creare le sfumature da un colore all'altro, come si può vedere nelle opere di Antonio e Bartolomeo Vivarini, Carlo Crivelli o Andrea Mantegna. Mantegna fu uno dei pionieri del cambio quando ha cominciato a usare tele a trama grossa appena preparate, approfittando della loro ruvidità e dipingendo con estratti più leggeri di tempera. Anche lo fece Gentile Bellini. Di seguito, una volta consolidato l'uso dell'olio come elegante, a cui venivano aggiunte altre sostanze, Giorgione, Lorenzo Lotto, Sebastiano e Tiziano, lavorando su tela, hanno cominciato a dipingere con pennellate di densità variabile su estratti di vasi greci. La pittura ad olio permetteva di simulare più facilmente sulla tela le impressioni ottiche che si verificavano quando la luce colpiva i tessuti e la pelle naturali, in modo che lo spettatore avesse l'impressione che fossero reali. Il cambio, insomma, fu stimolato da un altro modo di guardare, che si tradusse in una modifica nelle procedure dell'arte, favorita dalla disponibilità e una maggiore maestria nell'uso dell'olio e della tela. Il quinto fattore da prendere in conto fu la diffusione dei testi classici a Venezia e nell'importante tipografia veneziana di Aldo Manuccio alla fine del XV secolo sono stati tradotti, editati e annotati questi scritti, rendendo la città uno dei centri più importanti per la diffusione della cultura greco-romana. Quindi, anche se i dipinti originali del territorio greco non erano conosciuti, esisteva un importante corpus di brani scritti da artisti, filosofi e poeti che parlavano di loro. La letteratura artistica rinascimentale cominciò ad attingere alle idee proposte nell'antichità per giustificare l'una o l'altra pratica o concetto che incoraggiavano l'emulazione e persino il superamento dei segreti dell'arte del passato. Omero e Ovidio, Platone e Aristotele, Vitruvio e Filostrato o i trattati di retorica di Cicerone o Quintiliano erano ricche fonti di immagini per gli artisti, soprattutto perché descrivevano le opere in termini di colore e stile o le risposte che provocavano nello spettatore. Ma fu senza dubbio la storia naturale di Plinio il riferimento più importante per l'arte rinascimentale, dal momento che riuniva le idee sulla pittura e la scultura dell'antichità. Infine, lo sviluppo della pittura su pietra è stato collegato ai saggi di pittura murale a olio. Raffaello, un artista curioso e sperimentale, amante dell'antichità, ha progettato di dipingere a olio e ha anche eseguito in questo modo le figure della giustizia e della carità sui muri della Sala di Costantino intorno al 1519. La sua morte nel 1520 lasciò l'opera appena iniziata e la sua bottega continuò a lavorare all'affresco. Un anno dopo Sebastiano dipinse ad olio la Cappella Borgherini a San Pietro in Montorio.
Le procedure per dipingere a olio sul muro e sulla lavagna erano molto simili. Sebastiano, nonostante le sue critiche a Raffaello, si misurava costantemente con lui. Il discorso è più complesso, ma in poche parole, quando Raffaello sviluppava una tecnica, Sebastiano la imitava poco dopo e sosteneva di averla ideata lui stesso. L'ossessione di Piombo per l'Urbinate è nata quando entrambi furono chiamati da Agostino Chigi a partecipare alla decorazione della loggia della Farnesina. Chigi era un banchiere senese appassionato del mondo classico e in particolare dall'imperatore Augusto. Aveva soggiornato in Venezia tra facciate dipinte e marmi policromi. Nel 1513 commissionò a Raffaello la decorazione della sua cappella funeraria in Santa Maria del Popolo a Roma, che l'artista disegnò. In 1516 le mura del mausoleo furono ricoperti con il marmo peperino, quello che secondo le fonti decorava la casa di Augusto. Il banchiere ha potuto incaricarlo di dipingere su questa pietra. Ma Raffaello e Chigi morirono nel 1520 e Sebastiano ereditò la commissione. Cominciò la Natività della Vergine sui pannelli di Piperino nel 1530, ma non la completò. Chigi fu anche mecenate del caro amico di Tiziano, Pietro Aretino, che lui raccomandò nel 1545, prima del suo viaggio a Roma, che visitasse Sebastiano e imparasse da lui la pratica della pittura su pietra. Come ho accennato prima, la policromia su pietra si adattava al discorso del paragone delle arti. Scultura e pittura si misuravano cercando di dimostrare la loro superiorità secondo i criteri di stabilità nel tempo, la difficoltà nel lavoro e la loro capacità di riprodurre la vita e le tre dimensioni. Semplificando molto per ragioni di sintesi, l'umanista Benedetto Varchi trasformò la questione in un genere letterario nel 1546 e ha proposto di usare come supporto la pietra al posto della tela in modo che la pittura potesse rivaleggiare con la scultura, servendosi delle opere di Sebastiano come riferimento. Solo Daniele da Volterra si confronterà apertamente con la scultura con la lotta di Davide e Golia dipinto sulla lavagna, 20 anni dopo che Piombo dipinse le sue prime opere su questo materiale. Intorno al 1550 Giovanni della Casa si propose di scrivere un trattato sulle arti che avrebbe illustrato con esempi pratici al fine di sopesare le ragioni delle diverse parti coinvolte nella discussione sul paragone. Ma prima chiese a Volterra, a titolo dimostrativo, di creare un modello in terracotta di Davide e Golia in lotta, per poi farlo dipingere sul fronte e sul retro di una lastra di lavagna. Il pittore ha usato per comporre la scena non solo numerosi disegni, alcuni da Michelangelo, ma anche piccoli modelli dipinti su lavagna e tela, dimostrando la validità e la necessità di tutte le risorse compositive per ottenere il successo di un'opera. In fondo, le controversie tra i pittori e scultori erano assurde, dal momento che tutti cercavano di rendere verosimile l'emulazione della natura, e la natura è tridimensionale e policroma. A parte i soggetti teorici sui quali tornerò, la pietra ben curata era una base stabile per la pittura a olio. Tutti gli scritti concordano sul fatto che le pietre più porose e ruvide sono le più adatte alla pittura. Gli artisti hanno scelto come supporto per dipingere la lavagna e il marmo. La lavagna ha una serie di qualità fisiche che la rendono un supporto idoneo per la pittura. È una roccia densa, di grana fine e molto impermeabile. Il suo colore è dovuto al fatto che contiene una grande quantità di materiale ricco di pigmento grafitico e al suo interno ci sono piccoli fogli di mica e pirita che gli danno un valore speciale. A causa della sua struttura lamellare è possibile ricavarla in grandi lastre, una qualità che la rende anche facilmente frangibile, ed è quindi la causa della fragilità di queste opere. La lavagna dell'Ecceomo proviene da cave della Liguria e ha una qualità straordinaria. Anche se di solito veniva lucidato, Tiziano non ha lavorato il retro e i bordi mostrano i segni del piccolo scalpello con cui sono stati scolpiti. Tiziano cominciò a dipingere l'opera durante il suo soggiorno a Roma nel 1547 dopo aver visitato Sebastiano ed essere rimasto affascinato dal mondo antico. Da lì comunicò all'imperatore il suo desiderio di creare opere per lui da tutto quanto stava imparando.
Probabilmente ha finito il quadro a Venezia e decise di regalarlo a Carlo V quando fu convocato da lui ad Asburgo nel 1548. Il marmo è una roccia calcarea che i greci stimavano per la sua solidità e le sue qualità fisiche, che lo rendevano conveniente per il trattamento pittorico, dato che assorbiva molto bene i pigmenti che secondo loro arrivavano al cuore del materiale. Lo collegarono al movimento e insieme all'avorio era un materiale legato alla bellezza e all'incorruttibilità e quindi adatto per ricreare i corpi immortali delle divinità. Il valore che gli veniva attribuito nel mondo antico è ampiamente documentato nella letteratura greco-latina, in cui viene descritto come materia organica, un essere vivente che è stato generato, era nato, cresciuto e fiorito e aveva il sangue che scorreva sotto la sua pelle. Nel 1554 Tiziano ha ricevuto un'ultima commissione da Carlo V, la Dolorosa con le mani aperte. Nel carteggio tra il pittore e il monarca e il suo ambasciatore a Venezia, Francisco de Vargas, si registra che doveva essere eseguita su pietra, ma non si dice il tipo. Tiziano optò per il marmo bianco, un materiale che per quanto sappiamo non era stato usato all'epoca come supporto per la pittura da cavalletto. Piuttosto che cercare una lastra da una cava, ha scelto un frammento da uno zoccolo, forse proveniente da una villa romana, il che le conferisce un valore materiale e simbolico fino ad allora sconosciuto. Il fatto che abbia scelto un marmo archeologico non sorprende, visto che il riuso di pietre antiche era comune a Venezia. Partendo da uno zoccolo, la lastra è molto irregolare e il retro è fortemente ondulato. Ed è forse per mascherare la non uniformità della pietra che Tiziano ha dipinto sul retro un finto marmo a olio, il cui disegno è molto simile a quello dei marmi della Cappella Chigi. Un'altra particolarità di questo supporto è che sui bordi si possono vedere i solchi lasciati da un'antica sega di taglio. Per quanto riguarda le tecniche per dipingere su pietra, quanto raccontano i testi classici, medievali e rinascimentali è conforme a quanto è stato rilevato esaminando le opere, scultura o pittura di epoche diverse. Dipingere su pietra non era facile. Ci sono testimonianze di artisti ai quali la pittura era caduta mentre i dipinti venivano eseguiti. Per esempio, Francesco Salviati ha dovuto riparare la sua Adorazione dei Pastori dipinta a olio su peperino prima di finirla nel Palazzo della Cancelleria a Roma. È stato proposto che l'ingrediente misterioso o segreto usato da Sebastiano potrebbe essere l'olio di ghanda, ma le analisi delle sue opere non hanno fornito dati conclusivi. La risposta è più semplice. Lo strato argilloso e impermeabile della lavagna non assorbe rapidamente l'olio e bisognava accurare la sua preparazione. Secondo il Vasari, intanto che la lavagna era calda, l'area da dipingere veniva coperta con un sottile strato, anch'esso caldo, di un composto di olio e resine fuse, e pensiamo che anche una piccola quantità di cera d'api. Quando il strato era completamente asciutto, si dipingeva. La quantità di ogni componente dovevano essere calibrata dal punto che troppa cera rallentava la seccatura e una quantità troppo elevata di resina rendeva l'impasto molto fragile una volta essiccato. Ma nessuno ne parla. Siamo arrivati a queste conclusioni ricreando la procedura in laboratorio e abbiamo dovuto fare diverse prove dal momento che Vasari cita i componenti ma non il suo dosaggio. In breve, il segreto di Sebastiano era la miscela di resine e olio nella preparazione e lavorare con il calore. I pittori rinascimentali qui menzionati usavano nelle loro opere su pietra basi colorate a olio che andavano dal grigio chiaro al nero e a volte sembra che le lavagne non siano state preparate. Alcuni hanno lasciato la lavagna o questi strati di base colorati visibili attraverso la pittura. L'uso della resina mastice con colofonia, che secondo il Vasari faceva parte della composizione dello strato preparatorio, è stato confermato nell'analisi delle materie presenti nel supporto del Clemente VII del Sebastiano, ma non è stato rilevato nelle opere di Tiziano. Nell'Ecce Homo vediamo come il retto del supporto sta solcato da lunghe incisioni disordinate e irregolari, nelle quali l'imprimatura è penetrata profondamente, come si vede nello schermo. Questo era un altro modo per assicurare l'aderenza di questo strato.
L'imprimitura dell'ecceomo è oleosa di colore brunastro e contiene soprattutto terre e carbonato di calcio ed è molto traslucida, forse a causa dell'aggiunta di questo pigmento. La pittura ha un spessore irregolare ed è applicata in modo tale che in alcune zone l'imprimatura e il colore della lavagna sono visibili, ma in modo più sofisticato che nelle opere di Sebastiano. Nella Dolorosa, secondo i campioni analizzati, Tiziano ha dipinto direttamente sul marmo non preparato. Nelle due versioni del ritratto di giovane di Daniele da Volterra su lavagna e su legno, dopo aver steso a mano la preparazione oleosa, le sue tracce sono visibili ovunque. Ha dipinto in diversi modi, usando il pennello su legno, mentre sulla lavagna ha continuato a lavorare con le dita. Per quanto riguarda i pigmenti, in tutte le opere studiate sono stati trovati materiali utilizzati all'epoca per dipingere su altri supporti. Nell'ecceomo, come vediamo sullo schermo, la struttura a strati è molto complessa e in questo senso non è diversa da altre opere di Tiziano. Nelle preparazioni e nelle imprimiture è stata rilevata una grande quantità di bianca, un ingrediente fondamentale nella policromia delle sculture greche. E a questo punto vorrei fare un inciso e commentare che le tecniche di solito vengono dal passato attraverso le botteghe, ma accade anche che gli artisti devono affrontare problematiche analoghe in tempi diversi e quando i materiali che usano sono gli stessi e lo erano fino al Settecento, di solito risolvono le cose in modo molto vicino. La qualità misteriosa che la pietra conferiva ai ritratti e alle figure sacre si adattava bene alla strada che la pittura veneziana aveva preso nella prima metà del XVI secolo. Nella struttura dei dipinti, supporto, preparazione, disegno sottostante e pittura, e non solo quest'ultima, costituivano l'immagine visibile, e dipingere in questo modo comportava una grande abilità. Verso la metà del Cinquecento venne definito un innovativo e sofisticato vocabolario dell'arte che aiutava a descrivere le particolarità della tecnica degli artisti e anche a stabilire il confronto tra di loro. In questo campo Ludovico Dolce sottolineava la difficoltà di imitare l'epidermide umana, un'idea che collegava al concetto di vita ed era strettamente connessa alla resa figurativa delle testure. Paolo Pino ha chiamato proprietà a questa idea. La capacità di simulare le testure, il rilievo, la morbidezza della pelle e le sue sfumature tonali, e lo ha collegato con il modo in cui il colore veniva applicato. Era dato se i corpi dipinti potevano essere paragonati ai corpi reali. C'era un limite. Questa similitudine non poteva essere ottenuta con i colori puri, ma con la pennellata, l'arte che, in parole di Paolo Pino, il maestro aggiungeva ai colori, per fingere l'illusione della materia reale. Nella pratica artistica la simulazione del rilievo era la grande sfida e uno degli scopi della pittura. Il successo dipendeva dalla capacità di raffigurare le ombre e di farle apparire naturali. In generale le parti più chiare di una scena venivano create sfruttando la trasparenza dell'olio su un fondo bianco che agiva come uno schermo riflettente quando la pittura veniva attraversata dalla luce, e le ombre si costruivano coprendo questi sfondi luminosi con toni oscuri. Fino alla metà del XV secolo i pittori erano limitati in questa impresa. Se volevano fare ombre profonde, l'aggiunta del nero nella miscela di pigmenti risultava in toni molto sporchi quando venivano legati con l'uovo. Così mischiavano i colori con il bianco per le aree più chiare e le ombre venivano costruite con i colori al loro punto massimo di saturazione. Questo significava che i passaggi da un colore all'altro erano repentini. Ma le ombre potevano essere anche create usando basi oscure che chiamavano abbozzo, un dispositivo già usato da Fra Angelico che garantiva una maggiore sensazione di rilievo. Consisteva nel proiettare le ombre negli strati di base e farle salire in superficie attraverso una pittura poco coprente. Leonardo da Vinci teorizzò la pratica e cominciò a riprodurla in pittura, ma furono altri, tra cui Andrea del Sarto, a condurla alla massima espressione. La generazione di artisti dell'inizio del XVI secolo aveva un vantaggio. Usando l'olio come elegante, potevano aggiungere pigmenti neri alla miscela di colori,
Ma anche questo non fu facile, almeno nei primi decenni del secolo portò al degrado delle opere da Raffaello, Leonardo e Giulio Romano, un degrado già registrato dal Vasari che lo attribuiva all'uso di pigmenti neri per approfondire le ombre. Le basi oscuri di cui ho parlato sono servite a sviluppare un altro concetto che era al centro della pratica artistica, la pittura tonale, ovvero l'integrazione di tutti i colori dell'immagine attraverso una tonalità brunastra o grigiastra che li avvolgeva senza perdere il rilievo. Alcuni pittori andarono più avanti in questo processo riducendo la densità della pittura oleosa quando lavoravano su basi poco riflettenti. I toni chiari venivano applicati con pennellate dense e opache combinate con altre più leggere e trasparenti che permettevano alle ombre di apparire dall'interno della materia piuttosto che doverle dipingerle. Questa tecnica, comune nell'opera di Tiziano a partire degli anni 40 del Cinquecento, ne sono esempi la Sepoltura di Cristo, Tizio e le opere su pietra, era già stata utilizzata da Leonardo, Raffaello e Andrea del Sarto nelle opere più tardive. Sebastiano ha approfittato di questa risorsa negli incarnati facendo sfiorare il colore contro le scanalature della lavagna, alcune delle quali aveva fatto lui stesso, senza che la pittura entrasse completamente nei suoi canali. Questi sono lasciati visibili, creando una certa discontinuità nell'immagine. Quello che accadeva era che lavorando su basi ruvide, combinando pennellate di diversa densità, la luce che cadeva sulla superficie dipinta, invece di essere riflessa uniformemente, veniva diffusa, facendo sembrare lo stesso colore molto differente. Il colore non dipendeva più solo dalla mistura di pigmento e olio e dalla sua interazione con il bianco della preparazione, ma anche dal tipo di pennellata più o meno impastata, più o meno liscia, e dal tono e dalla densità degli strati su cui veniva applicata. Così, soprattutto, i pittori veneti e anche Andrea del Sarto hanno rappresentato un mondo instabile e privo di contorni netti che offendevano l'occhio e non esistevano in natura, un principio aristotelico meditato da Plinio e Leonardo che divenne un leitmotiv in molti scritti rinascimentali sull'arte, in cui la sfumatura dell'immagine non era solo un modo di dipingere, ma anche di guardare. La pietra come supporto si adattava bene a queste pratiche. La lavagna si prestava anche a lavorare con pochi pigmenti, aumentando la gamma cromatica, un'altra abilità greca. Sul suo colore grigio scuro, i bianchi assumono una lucentezza diffusa e appaiono blu, mentre altri colori assumono tinte diverse, più sature e più profonde, mentre permettono di ridurre il numero e lo spessore degli strati di pittura. Alcuni dipinti che vediamo sullo schermo sono eseguiti con solo 4 colori. In tutti il gioco con lo sfondo scuro e ruvido della lavagna crea il resto dei toni. L'Ecce di Tiziano ci permette di approfondire queste riflessioni. Per interpretare alcune particolarità tecniche di questo dipinto sono state fondamentali immagini risultanti dall'esame con l'apparecchiatura di spettrometria di fluorescenza di raggi X dell'Università della Sorbona. È un dispositivo che permette di misurare e ottenere mappature complete della distribuzione dei pigmenti presente nell'opera. L'immagine della distribuzione del piombo, vicina a quella di una radiografia, rivela che inizialmente l'Ecce era più vicino a un modello anteriore, quello dipinto da Tiziano per Giovanni d'Anna nel 1543. La risposta del ferro rivela una modifica successiva e mette in rapporto la testa di Cristo con quella di un'erma del tipo Dioniso Sardanapalus del Vaticano, di cui abbiamo una copia antica al Prado. Siamo stati in grado di raffinare questo confronto individuando anche le aree in cui è presente il vermiglio di mercurio, che define il sangue, ed eliminando la sua risposta dall'immagine nel suo complesso. È chiaro come Tiziano si sia ispirato a modelli classici per creare l'immagine finale dell'Ecce Homo e la sua capacità di modificare un modello precedente con poche pennellate che, aggiunte nei punti giusti, hanno generato una nuova iconografia. Addirittura prese come modello per il gesto di Cristo quelle delle numerose sculture dei guerrieri daci catturati presenti nell'Arco di Costantino e nella collezione farnese a cui aveva accesso a Roma. Assimilando la figura di Cristo a una statua, la stava allontanando formalmente dalla sua umanità
ma con il modo di simulare la pelle con pittura a olio e fonderla con la lavagna creava l'immagine di un corpo molto verosimile. Era il suo modo di convertire le divinità e gli eroi pagani in una figura sacra del cristianesimo. La carga pietosa dell'opera gli assicurò il successo presso l'imperatore. Allo stesso tempo poté, a causa del supporto insolito e del trattamento che ha dovuto dare all'olio, sviluppare una serie di risorse che stava maturando da tempo: l'umanizzazione delle divinità classiche, una metamorfosi mascherata, la vera rappresentazione dell'epidermide e la riduzione della tavolozza. Inoltre Tiziano ha allontanato il suo ecce homo dall'immagine dei Cristi sofferenti con la sua emulazione della pelle, aumentando la sua sensualità con la pietra. Il sangue tinge debolmente le zone più vicine al manto, dove le mani cambiano di colore sotto la pressione della corda. Ocra, grigio e marrone si fondono nelle sfumature della carne, la cui vibrazione aumentò spalmando la pittura sulla spalla e sul torso con le dita. Un'analisi da vicino dell'ecce homo mostra che concettualmente il trattamento pittorico non differisce da quello che il pittore ha dato più tardi alla Danae e al Ticcio del Prado, dipinti nel 1560-65, dipinti su tela. In essi tutte le fasi della genesi dell'opera sono discernibili e il supporto e il disegno sottostante giocano un ruolo attivo nell'immagine visibile, anche se sulla pietra Tiziano è stato più sottile. Tutti questi dipinti hanno anche una certa vaghezza formale dovuta alla scelta di un supporto fortemente ruvido, come si può vedere nei particolari delle mani della Dolorosa su marmo e della Santa Margherita dipinta su tela. Il fatto che la superficie sembrasse vibrare e di ottenere questo con pochi mezzi fu una delle tante conquiste di Tiziano. Nella Dolorosa e nell'ecce homo la textura particolare dei supporti e la tonalità dello sfondo contribuiscono a modulare la pigmentazione della pelle con toni rosati, ambrati e brunastri, annullando al tempo stesso la nitidezza dei contorni. Con il minerale freddo e grezzo e l'olio, Tiziano è riuscito a dare agli incarnati un effetto reale che emana dalla fusione di materiali molto diversi. Tiziano è stato uno dei pittori la cui pennellata meglio evoca la carne vera, una pelle che invita a toccarla, un invito che emana della sfumatura della luce, della fusione cromatica tra le diverse zone delle figure, tinte anche dal riverbero del colore dei tessuti di cui sono ricoperte. A modo di conclusione, l'abilità nella manipolazione della materia è stata spesso definita come il segreto di chi la possiede. Il successo della pittura su pietra era dovuto tanto alla maestria nella sua esecuzione quanto alla bellezza e all'incorruttibilità del materiale. La pietra monocromatica come supporto per opere da cavalletto, a metà strada tra pittura e scultura, fu utilizzata da pittori innovativi per emulare i risultati ottenuti per gli artisti greci nelle loro opere, come è stato descritto dai trattati e dagli storici del passato. La maestria di alcuni pittori rinascimentali era quella di ricreare questa qualità pittorica senza averla vista. La pietra era uno dei supporti adatti in questo senso e solo con 2 opere Tiziano dimostrò di sapere sfruttare tutte le qualità delle rocce inerti per riprodurre la vita. Grazie tante per la sua attenzione. Io ringrazio davvero ancora Anna González Mozo del Museo del Prado per questa veramente bella, interessante, istruttiva relazione e darei a questo punto la parola a Guido Cornini e a Fabio Piacentini. Grazie dell'invito, sono con Guido Cornini dei Musei Vaticani e con Fabio Piacentini vi intratterremo il più rapidamente, spero, e fruttuosamente possibile su questi restauri che ci sono appena stati e sono ancora in corso nella Sala di Costantino dei Palazzi Vaticani. Sono dei restauri che sono cominciati nel marzo del 2015 e sono continuati fino a oggi e ancora stanno appunto continuando. Hanno interessato dapprima la visione della croce, cioè l'Ad Locutio, sotto la direzione di Paolucci e Nesserrat, con il capo restauratore Maria Pusca. Poi dal 17 in poi, in realtà un po' prima, è cominciata la battaglia, sempre con Paolucci e Nesserrat. A metà circa dell'affresco sono subentrati Barbara Iatta e io stesso nella direzione del ponte, e a quel punto, dopo Maria Pusca, è subentrata Francesca Persegati come capo laboratorio pitture.
e poi successivamente ancora dal settembre del 18 al marzo del 20 il battesimo, con gli stessi ormai responsabili, e dal settembre del 20 quasi al presente la donazione, e ora i punti, come dirà meglio Fabio, si sono spostati sulle figurazioni estreme a ovest e a est della parete nord, cioè di quella della donazione. Unica, come dire, figura che è rimasta fissa nel tempo a coordinare come capoponte, come responsabile diretto di questi restauri, sotto questa avvicendarsi di direzione scientifica, è stato appunto Fabio Piacentini, con cui ho l'onore di condividere questo intervento e che quindi proprio fin dall'inizio ho potuto seguire quello che accade in questo restauro e che cosa ha potuto portare a galla. Il nostro è un seminario che è essenzialmente interessato alla parte tecnica, come dice lo stesso titolo, quindi cercherò di essere il più volante possibile nel richiamare quello che noi sappiamo di questo ciclo e delle novità che si possono anticipare in sede storico-critica, riservando poi a Fabio una sua dimostrazione più tecnica di quello che poi sono delle cose che, a differenza di come è andato per esempio nel convegno dello scorso maggio, tiravamo come conclusione finale anche critica rispetto ad un passaggio che Strada Facendo sarà fatto, quasi portando l'ascoltatore per mano a capire certe cose. Adesso io, data la suddivisione del lavoro, in una prima parte mia e una seconda parte sua, mi troverò ad anticipare delle cose che lui poi meglio potrà spiegare da un punto di vista tecnico e conservativo. Quella che vedete è un'incisione famosa della Ferrerie, dallo Speculum Romane Magnificenze, 1565. Me la metto perché la prima finestra, le prime due finestre a sinistra in alto di quell'edificio che abbiamo proprio di fronte, altro non è che la famosa sala di Costantino di cui stiamo parlando e che qui vediamo riproposta in una fotografia corrispondente presa ai primi del Novecento nel fondo di Romualdo Moscioni, un fotografo che lavora molto a Roma in quel periodo. Questa muore nel 25, questa è circa 1910, e ci mostra un cortile da vedere senza automobili parcheggiate, come oggi invece c'è, e ci fa vedere quindi il lato sostanzialmente del cortile rivolto verso le stanze al secondo livello e a Borgia al primo livello, e appunto le ultime due finestre a sinistra corrispondono a quelle della sala di Costantino. C'è una sostanziale corrispondenza fra i tre piani dell'edificio, lo vediamo qui in questo che è il piano terra, il secondo piano e il terzo piano, in queste ricostruzioni di Shapiro che si riferiscono appunto alla fase più o meno antecedente a Giulio II, immediatamente antecedente, dove la sala di Costantino è appunto l'ultimo grande ambiente verso il basso, per cui dobbiamo immaginare che l'orientamento del nord è tutto a destra, per intenderci. In alto avremmo l'est, in basso abbiamo, scusate, in alto abbiamo l'ovest, in basso abbiamo l'est e a sinistra abbiamo il sud. E questa è una veduta reale della sala, mentre la vediamo come oggi senza ponteggi per la prima volta. Vedete che ci sono le pareti affrescate da Raffaello e i suoi, chiamiamoli così in velocità, diciamo sicuramente da Giulio Romano, del Penni e i loro aiuti, ma entro una certa misura anche, come vedremo, da Raffaello, che ha perlomeno potuto fornire le prime idee e forse si è avventurato a fare qualcosina. E sopra si imposta l'attuale volta, che è poi quella tardo cinquecentesca lavorata da Laureti. Qui siamo dalla parte opposta verso nord, quindi le famose finestre che prima avete visto in fotografia viste da nord verso sud, in questo caso puntano da sud verso nord. Ecco un dettaglio della volta di Tommaso Laureti, non c'entra direttamente con i nostri argomenti, ma per far capire com'è oggi questo ambiente. Questo mi dà l'occasione di dire che questi lavori costantiniani della sala, cioè di Costantino, fatti da Raffaello, quando era ancora in vita come commessa, diciamo, da parte del Papa e poi dalla sua squadra, che come sappiamo subentra dopo qualche difficoltà, si hanno anche perché molto così, praticamente era successo qualcosa a questo soffitto, prima che avvenisse ciò che noi vediamo adesso in questa diapositiva, e cioè che nel 29 giugno del 1500, a causa di un improvviso temporale con un'enorme grandine, precipita un comignolo colossale di tipo tardo medievale che insisteva sul tetto del palazzo pontificio e trapassa, spezzandoli, i due livelli del secondo e del primo piano, quindi in realtà fa cadere, fa precipitare i travi e fa arrivare le macerie del piano superiore fin sotto al primo piano nella sala dei pontefici, cioè quella corrispettiva a questa di Costantino che si trova all'altezza dell'appartamento Borgia, dove siedeva appunto il Papa. Il Papa è salvo per miracolo perché un trave si mette di traverso e lo protegge, qualcuno invece muore,
qualcuno di quelli che era presente all'udienza che stava dando, ma è uno dei motivi per cui ebbe una frettolosa riparazione che sempre però preoccupava il collegio cardinalizio, che in questa sala, per le sue dimensioni monumentali, continuò comunque a radunarsi, e abbiamo quindi testimonianze diverse di Sigismondo de' Conti, ad esempio, che vede questo soffitto con pagibus ac clavicus compactum ancora nel 10 e nel 13, o lo stesso Paris de Grassis, finché finalmente c'è un primo segnale di attività in questa sala, però ripeto, legato ancora una volta a questo soffitto che viene finalmente sostituito il 10 settembre del 1518 e poi ancora il 14 marzo del 1519. Sono dei pagamenti ad Antonio da San Gallo il Giovane per la costruzione di quello che i documenti indicano come il gran palco della gran sala. Palco sta in questo caso appunto per soffitto in legno, simile a quelli che ancora oggi esistono nelle adiacenti, per esempio, Sala dei Chiaroscuri e Sala Vecchia degli Svizzeri, cioè questi soffitti in legno intarsiato e dorato, accompagnati da immagini emblematiche dei medici, con l'anello, il famoso simbolo del gioco, dell'anello del diamante, la famosa impresa medicea ereditata dal padre Lorenzo, che anche Leone X fa fare nei suoi soffitti, e di cui appunto abbiamo un'immagine, diciamo così, simili in questi altri soffitti. Adesso non ve l'ho passata per non appesantire ulteriormente, ma questo per dirvi che dobbiamo immaginarci, tornando un attimo nella diapositiva precedente, che questo sistema figurativo instaurato dagli affreschi raffaelleschi, diciamo così, a livello delle pareti, in realtà era funzionale a un soffitto molto basso, un palco in legno appunto intagliato e dorato, che dava una proporzione completamente diversa alla stanza, senza lo slancio vertiginoso che le dà questo ulteriore rialzo che ebbe invece alla fine del Cinquecento. Altre due immagini per finire il giro, per così dire, delle pareti. Qui la vediamo quella est verso la visione della croce, la famosa scena dell'Adlocuzio, cioè di Costantino che si rivolge ai soldati, e questa è la scena del battesimo sulla parete ovest. Fin qui quello che è l'apparenza, diciamo, di quello che oggi vediamo. Noi sappiamo in realtà che i primi documenti che attestano l'attività, questa volta pittorica, ma evidentemente collegata a quella che c'era appena stata per ricostruire il soffitto, si ha nell'ottobre del 1519, quando Giuliano Leno, una figura ben nota di coordinatore del legname, delle opere in legname in generale del papato, una specie di figura fiduciaria, di una specie di capomastro molto, molto evoluto, qualcuno che per esempio Farbaccio Pontelli e Giovannino De Dolci come figura equivalente aveva potuto a suo tempo sviluppare i disegni della Sistina dell'altro, quindi parliamo di figure alte e non figure puramente di operai. Lo troviamo a più riprese attivo nella fabbrica di San Pietro e nei palazzi vaticani che erano allora in costruzione o in ricostruzione, e in questo caso viene pagato per i ponti di pittori per la Sala Grande, sto citando, e sono dei pagamenti dell'ottobre del 1519. Vuol dire che in questo momento Raffaello, ancora vivente, perché morrà nell'aprile successivo, qualcuno già comincia a lavorare su questi ponteggi. Questi ponti non sappiamo esattamente dove fossero, a giudicare da quelle che poi adesso vi anticipo saranno le risultanze del restauro, possiamo immaginare che fosse un'unica pontata messa di volta in volta presso la parete sud e la parete est, che risultano comunque essere le prime due lavorate, oppure, anche più probabilmente, anche alla luce di successive considerazioni, una pontata a L che avrebbe permesso di impostare, diciamo così, contemporaneamente la lavorazione su due pareti consecutive. Questo in realtà è un problema che si lega subito a quello che vi faccio vedere adesso e che anticipa velocemente quello che meglio vi spiegherà Fabio e che ci porta dritti al cuore del problema. Questa parete che vedete, che è la parete est, quella dell'Adlocuzio, che coincide quindi con il primo delle figurazioni storiche che in ordine narrativo dovrebbe iniziare il ciclo costantiniano, quello appunto della visione della croce, è in questo schema, come vedete, tutta costellata di puntini che stanno a rendervi la densità di una preparazione fatta con dei chiodi che avevano il compito di fermare della colofonia. E qui mi ricollego un attimo a quello che aveva detto la professoressa Mozzo poco fa, cioè sulla colofonia presente non a caso nelle pratiche di preparazione della pittura su pietra e olio comunque di Sebastiano, che sembra un po' imitare e mettersi sulla scia di quello che fa Raffaello. È un po' questo il discorso in effetti, cioè Sebastiano sembra orecchiare in una certa misura, rilanciare la tecnica di Raffaello, ma questo ve lo dirà forse meglio la parte sul restauro. Questo però per dirvi che
la presenza trovata prima dai nostri restauratori, poi confermata in sede diagnostica dal nostro laboratorio di ricerche scientifiche, di questa chiodatura, la dico così velocemente, così fitta e così strana, di cui non si hanno altri paralleli al momento che noi sappiamo almeno, sotto quello che comunque è un affresco a tutt'oggi, quello che noi vediamo, ci fa capire che questa era una parete che era stata preparata per qualche altra cosa. Lo stesso nella parete nord, troviamo che, scusate, la parete sud, quella della battaglia, troviamo che qui le presenze chiodate sono molto più disperse, salvo che in corrispondenza ad una figura che è quella della Iustizia, cioè della figura allegorica posta alla destra dell'affresco della battaglia. Qui la chiodatura ha la stessa densità, e si è tuttora conservata al di sotto della pittura attuale, di quella che era stata vista nella parete precedente, e che in particolare, a questo punto vi faccio vedere, si ritrova anche sotto la figura all'estrema destra della figurazione, cioè quella della Comitas. Sta di fatto che nei fatti a oggi la Comitas e la Iustizia, quindi la prima figura a destra in questo schema e la prima figura evidenziata, diciamo così, alla destra della battaglia in quest'altro, sono due figure che probabilmente sono arrivate, anzi sicuramente sono arrivate per prime, dal momento che tutti gli strati successivi le sormontano tutto intorno e al tempo stesso le rispettano, quindi sono le parti più antiche che sono arrivate per prime proprio, forse addirittura in corrispondenza ad un'unica pontata che poteva prendere la parete sud e gli inizi della parete est, che gli si collega ad angolo, e sono due figure di prova che evidentemente sono state eseguite per, come dire, mostrare alla committenza papale un modello di quello che poteva accadere. Facendo che cosa? Facendo due pitture a olio. E a quanto siamo riusciti a capire, unendo le osservazioni fatte dai restauratori con il laboratorio di diagnostica e quindi anche naturalmente con le fonti storiche con cui abbiamo continuamente incrociato questi dati, a partire naturalmente dal famosissimo carteggio di Sebastiano con Michelangelo, ma proseguendo anche con le notizie per la verità contraddittorie a seconda delle vite considerate di Vasari, siamo riusciti a capire che c'era stata una prima intenzione, poi adesso vi dirà forse meglio Fabio, ma non voglio togliergli spazio, di partire con questa parete, che era anche la prima in senso narrativo della Ad Locutio, ed era stata chiodata apposta per poter ricevere la preparazione, per poter poi procedere ad olio, e in particolare era stata fatta una prova sull'estrema figura a destra, la Comitas. Lo stesso si era fatto, o stava per fare, con la Iustizia in sé fu fatta, ma non fu fatta la battaglia, come vedete, perché qualcosa è intervenuto. Che cos'è successo? Secondo noi è successo che è morto Raffaello, queste sperimentazioni, chiunque le avesse fatte, non hanno più avuto il successo che ebbero quando lui, ancora vivente, riuscì come minimo a dirigerle, forse addirittura a farle in prima persona, ma arriveremo anche a questo, e sta di fatto che dopo un laboriosissimo processo di ora sì, ora no, che tutti conosciamo e su cui sorvolo, senza stare a dire lettera per lettera, con Sebastiano che cronografa i piccoli passi che sembrano andare a favore verso di lui perché il Papa non sembra soddisfatto, poi invece sì, poi no, poi altri colleghi che dicono che le figure colano addirittura per cui non sono capaci di lavorare, eccetera, con Vasari che sembra dare una volta la responsabilità di questa chiodatura, di questa parete preparata a mestica a Raffaello, una volta agli allievi, in particolare a Giulia e Giovanfrancesco, e anche queste due famose figure per mostra, una volta uno, una volta due, vengono date una volta a Raffaello, una volta agli allievi. Fatto sta che l'idea che noi ci siamo fatti è che, poiché successivamente nessuno riesce nei fatti a proseguire a olio, e c'era riuscito evidentemente Raffaello da par suo, perché come direttore dei lavori, come minimo, ma secondo noi, vedendo anche la spettacolare come dire, realizzazione fisica di queste pitture, così diverse dalle pur bellissime pitture che le attorniano, ma con questo senso di atmosfericità, di aerosità che riescono a catturare e poi a comunicare, che è tuttora presente, nonostante le differenti e anche difficili storie conservative di ciascuna, ma che comunque le distanziano anni luce, secondo noi, specialmente viste dal vivo, rispetto a ciò che hanno intorno, ripeto, pur bellissimo, ci fa, secondo noi, intendere che queste sono opere finalissime, non sappiamo quante rispetto all'assoluta produzione di Raffaello, ma certamente opere che probabilmente Raffaello fece in tempo a realizzare in prima persona. Qui abbiamo una Comitas vista che probabilmente fu fatta per prima, cioè nella parete appunto che era interamente destinata ad una prima chiodatura e quindi una prima preparazione, ma vi dirà meglio Fabio di in cosa avrebbe consistito questa preparazione e perché c'era questa chiodatura. E questa è la riflettografia 1900 NM che vi fa vedere come vi sia un'accuratezza sotto che l'olio permette di raggiungere paragonabile a quella di una
pittura a olio su tavola. Lo stesso, secondo me in maniera anche più qualitativamente alta, la Giustizia si confronta con una riflettografia presa allo stesso livello di definizione, che mostra sotto un disegno sublime, che è quello appunto di Raffaello, secondo noi, che si distanzia molto da quello che c'è intorno, perché per l'appunto quello che c'è intorno è l'olio, come fa vedere per esempio meglio questo particolare che vi faccio vedere, dove si vede che la giornata che prende la Giustizia, che comprende anche, ma questo lo dirà meglio Fabio, lo struzzo che vediamo e si allungherà anche più sopra verso la parte architettonica superiore, si ferma in corrispondenza di questo finto tendaggio che si avvolge, che poi è quello del finto arazzo sul quale è raffigurata la battaglia, da cui spuntano altri personaggi fatti a fresco da compagni e allievi di Raffaello, che evidentemente non sono riusciti a replicare ciò che era riuscito a fare il maestro, che è l'unica spiegazione possibile, perché nei fatti poi l'olio, pur pieno di successo come abbiamo visto, in una maniera che neppure Leonardo, pensate, era mai riuscito a ottenere, con il fatto che siamo abituati a pensare a Leonardo come uno scienziato fra tutti, oltre che come un artista, e invece un Raffaello curioso, versatile, padrone di infiniti aspetti anche lui di sperimentazione, riesce con queste figurazioni a impostare un lavoro che evidentemente la committenza aveva gradito, ma di cui voleva una mostra. Quali erano i vantaggi di una mostra, di fare una pittura a olio rispetto a una pittura d'affresco, come ci si sarebbe inizialmente orientati? Ne abbiamo discusso tantissimo con Fabio. Naturalmente era una sfida con l'antico, era una ripresa anche in questo caso, ne abbiamo sentito prima anche con Anna Mozzo, di una querella rispetto agli antichi e ai moderni, quindi anche un ingarellamento tipicamente umanistico verso il passato, quindi ricreare una tecnica antica, ma anche una possibilità di avere degli allievi che lavorassero sotto un controllo più diretto, e dopo aver dato un saggio di una dimostrazione su scala monumentale di cosa avrebbe potuto diventare questa sala, lo stesso Sebastiano in una delle prime lettere dice che chi vedrà queste figure non guarderà più neanche le stanze di Raffaello, perché saranno la più bella cosa che si sia mai vista. Lui stesso è costretto ad ammettere la bellezza di questa tecnica applicata a questa scala monumentale, sempre che si realizzi. Alla data della lettera non sapeva ancora che la cosa sarebbe fallita, e però dice una cosa singolare, cioè quelle che erano la pietra di paragone fino a quel momento della perfezione dei moderni sugli antichi, appunto la sala di Erodoro, quella della segnatura e naturalmente quella dell'incendio, sarebbero state superate da quello che prometteva di essere il più gran lavoro che si sarebbe mai visto. Ma appunto, lasciamo un attimo queste considerazioni, che poi purtroppo adesso il tempo non ci costringe di essere più veloci, e vediamo in velocità una serie di immagini che vi fanno intanto familiarizzare con la situazione che oggi vediamo dopo il restauro. Intanto questa è la parete sud, quella della battaglia, la prima da cui nei fatti si è cominciati, cioè la ricostruzione che noi ci siamo fatti è la seguente: non avendo potuto procedere dalla visione della croce, la Locuzio, dove pure la chiodatura attesta la famosa facciata di Mestica preparata da Raffaello, e che poi infatti Vasari dice che verrà buttata giù in tutta fretta, e per dar poi modo agli allievi di ricominciare. Lui lo dice addirittura dopo l'elezione al trono di Clemente VII, ma è un'imprecisione, perché non può essere che abbiano atteso fino a quel punto per fare tutto questo, è molto evidente che hanno cominciato prima. Sta di fatto che loro decidono di mollare la tecnica a olio e passano all'affresco, e lo fanno grazie a questa battaglia, che è la prima su cui Raffaello aveva lasciato dei disegni molto 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 dettagliati, e per la quale anzi Sebastiano dice che uno dei motivi per cui gli allievi fin dall'inizio sono un passo avanti a lui e agli altri competitors sull'ottenimento di questa commessa è proprio perché gli allievi potevano vantare come bottega il possesso dei disegni e addirittura dei cartoni. Qui abbiamo quello che oggi è il gruppo primo di Silvestro I, prima la targhetta leggeva di Alessandro I, eccolo qua, vado soltanto con carrellate veloci fra la fede e la religione, fides, religio, e sopra abbiamo i famosi telamoni, che ne faccio qui una coppia per tutte, si ritornano scansionando lo spazio in figure identiche, perché questa suddivisione, torno un attimo indietro, delle pareti con questa scansione, per cui abbiamo le storie centrali che si trovano facendo dei finti arazzi arrotolati, ma sono fiancheggiate ai lati da nicchie conchigliate, dove dei troni con sopra un padiglione accolgono dei pontefici seduti, dei papi santi, ciascuno illustrato dalle rispettive qualità o attributi che hanno o avrebbero reso appunto specifici i loro rispettivi pontificati, accompagnati appunto in alto da queste figure di telamoni o altre figure allegoriche ancora. È un motivo
molto molto accurato, che sembra Raffaello stesso abbia fatto in tempo lui stesso a registrare e a in qualche modo calibrare. Dico questo perché le stesse figure della Comitas, della giustizia, sono precisamente messe nel punto esatto e con le proporzioni esatte che poi saranno rispettate tutto intorno. Evidentemente esisteva già un piano operativo molto dettagliato, ma su questo poi Fabio vi intratterà anche meglio. La battaglia nel suo insieme, ed eccoci al famosissimo cartone del Louvre. Cerco di correre. Si è molto discusso se questo e altri disegni utilizzati per la sala, ma non solo per la sala, per altre opere di questo periodo, siano da scrivere ancora all'ultimo Raffaello, ancora vivente, come una certa parte, come sapete, di storiografia recente, più o meno dalla fine degli anni '80, incline a fare, anche se in modo non maggioritario, diciamo, o se invece sia da affidarsi ancora al Penny nei modi in cui Giro in particolare aveva ricostruito questa figura, quasi fosse quella di una specie di fedele depositario delle idee di Raffaello, che in modo un po' notarile, un po' esettico, le sapesse poi passare in forma, come dire, operativa, da dare poi a se stesso e ai compagni. Ricordiamo che Raffaello era a capo di una nutrita bottega con tanti nomi, gli stessi che per esempio agivano quasi negli stessi anni nelle logge, ma anche alla Farnesina e altrove, quindi era a capo di una scuola modello dove c'era una grossa suddivisione di compiti. Raffaello avrebbe, come sappiamo, disegnato le idee prime e poi si sarebbe servito di Giovan Francesco Penny, secondo questa ricostruzione, per poi passare a tutti queste idee ormai in un formato lavorabile, diciamo così. Questa visione, che all'epoca piacque, fu molto molto accolta e che tuttora illustri, come dire, accettatori, persone che si dicono sull'accettazione di questa visione, in realtà è comunque un'ipotesi. Ci sono alcuni disegni di qualità talmente alta, rispetto soprattutto a quelle poche cose grafiche che sono rimaste, penso ad alcuni disegni a soggetto storico che adesso non possiamo far vedere, di Vienna, all'Albertina, dello stesso Giovan Francesco Penny, e lì sì, si nota una certa meccanicità, una certa debolezza, questo sapore un po' notarile di questo disegnatore, che fa sì che oggi c'è questa forte tendenza a cui liberamente ciascuno poi, gli studiosi, cerca di capire in che misura possa trattarsi di un Raffaello. E io sempre più personalmente sono incline a riconoscere in questo schizzo, che pure è lontano dalla versione definitiva che ci sarà, ma comunque abbastanza vicina da richiamarla in modo molto stretto, la mano dello stesso Raffaello. Notare che ai tempi di questo disegno non c'è ancora il finto arazzo, ma è una cornice dritta, e anzi quelle piccole parti marginali che si intravedono intorno fanno capire che c'era una partizione dello spazio sul punto di diventare quella che sarà poi la realtà architettonica di ripartizione reale della superficie pittorica, ma ancora non perfezionata al punto finale. E quindi vuol dire che era in gestazione e in progettazione questa fase. Ecco, qui poi vi faccio vedere incarrellata una serie bellissima di immagini della battaglia, che vede naturalmente Giulio ormai al lavoro. Questo è sicuramente Giulio Romano al suo meglio. Questo è un cartone di Giulio Romano, questo è quello che sta all'Ambrosiana di Milano, che vi fa vedere questo particolare famoso dei soldati che reggono in mano il capo reciso mozzo dei nemici e lo mostrano per sfida. Ecco una scena di travolgente battaglia, come tutti sappiamo è la madre di tutte le battaglie, una scena epica, comunque un'invenzio, diciamo, di Raffaello, che poi passa nella storia dell'arte successiva per il tramite di un altissimo traduttore come Giulio Romano e il Penny sicuramente, ma insomma diciamo Giulio, per cui la pittura reale secondo noi a questo punto è sicuramente Giulio, anche se l'invenzione è di Raffaello, e probabilmente lo è per esempio anche nel caso, vedete, di questi particolari, per cui esistono dei disegni su cui adesso non mi soffermo se non riusciamo a stare nei tempi utili, che però possono darsi secondo noi a Raffaello. Ecco la scena di Massenzio che annega nel Tevere, lo vediamo in un campo sempre più ravvicinato, queste scene raccapriccianti di corpi che si agitano sulla sponda, alcuni sono già illividiti nel turgore della morte, altri sono ancora che cercano di riguadagnare la riva. Ecco, anche per questo esistono disegni molto belli per i quali si fa con insistenza il nome dello stesso Raffaello. Naturalmente c'è chi pensa anche a Giulio o al solito Penny. Ecco, e questo è il finale della battaglia verso la destra, e vedete che qui ci sta una scena di personaggi che si arrampicano sulla barca, per la quale esistono due
studi distinti, curiosamente messi al contrario, cioè il personaggio che sta con la testa china nella parte pittorica sarà poi realizzato più in basso e l'altro sarà in alto, e invece vedete che era previsto inizialmente un qualcosa di diverso. Ecco la scena della mischia intorno al ponte, una battaglia furibonda all'altezza delle pitture di Leonardo, delle invenzioni anche di Michelangelo, sia come scultore sia come pittore. Ecco la schiera celeste, che è la milizia celeste che interviene a favore delle armi di Costantino. Sta per esserci una vittoria che cambierà il corso della storia, perché l'impero si farà cristiano, di conseguenza il mondo sarà cristiano, questo almeno nell'ottica apologetica di chi scelse questo soggetto, diciamo. Ecco la curiosità di questo nuvola a forma di leone che, richiamandosi in modo complementario allo stesso pontefice Leone X, fa appoggiare in modo provvidenziale la vittoria delle armi cristiane su quelle delle armi pagane di Massenzio, in particolare famoso della Villa Madama in costruzione a Monte Mario. Ancora un dettaglio della zona intorno a Monte Mario, molto esatta. Questa è un'altra zona su cui Fabio vi intratterrà meglio, perché è probabilmente da qui che nella parte iniziale di questi lavori, quando si parla di parete sud, si è cominciato a fare un po' di prove, vi dirà meglio lui perché. Questo è un Papa che è stato ridipinto, noi pensiamo che sia stato Sebastiano del Piombo, come l'abbiamo detto in un recentissimo convegno, che ha rifatto non per Clemente VII, come diceva il Dolce, ma per lo stesso Paolo III, come invece attestano i documenti, la faccia di questo pontefice, che poi ha in realtà i lineamenti di Paolo V. Questo perché questo pontefice starà per ricevere nello stesso palazzo, nella stessa sala, lo stesso Paolo V, e ci sta un complesso rimando ideologico e simbolico che però adesso ci porterebbe fuori argomento. Questa è la giustizia, l'abbiamo già vista, e fa riscontro alla carità che vediamo sulla destra. Guardate la carità, che bella immagine femminile, curatissima, eseguita da Giulio Romano. La distanza che comunque la vede rispetto al disegno forse di Raffaello, che l'aveva comunque visualizzato in una forma comunque più raffinata, vuoi perché quello è un disegno e l'altro è un affresco, vuoi perché ci sia una mano diversa, ma è evidente che la pur ottima realizzazione sulla destra è distanziata, diciamo così, dalla prima idea grafica di Raffaello, per non parlare poi, se prendiamo un dettaglio pur bellissimo di questa aggraziata figura di donna, di quello che era il disegno corrispettivo, veramente secondo me, di Raffaello, della stessa figura, che non riesce a tradurre con altrettanta grazia e con altrettanta ariosità ciò che Raffaello aveva concepito in grafica, e che si era dimostrato capace con la Comites della Giustizia di poter anche rendere in pittura murale e in pittura a olio in particolare. E infine una figura di quelle sopra il trono papale, che ci mostra l'immagine pittorica con il corrispettivo grafico, ancora una volta. Questa che ho messo qui è in bianco e nero, tutta una visione della parete sud con a colori i soli tratti che corrispondono alle immagini per cui vi ho fatto vedere che esistono dei progetti grafici, cioè dei disegni in gran parte, secondo me, e qualcun altro, non secondo altri, non secondo tutti, riconducibili a Raffaello. Questa è la parete est, cioè la prima famigerata parete da cui si sarebbe dovuti partire, che Fabio vi dirà meglio ancora di me perché, ed è in realtà narrativamente parlando l'antecedente della battaglia, cioè l'apparizione della croce a Costantino il giorno prima a Saxa Rubra, cioè sul campo di battaglia. Per motivi ideologici Costantino viene fatto incontrare con il segno di Cristo in hoc signo vinces, anzi in tauta Nikai, come dice il greco nell'affresco, perché questo è Eusebio da Cesarea, che è la fonte che sta utilizzando Raffaello, o comunque Giulio in questo caso, ma comunque è chiaro che veniva da lontano il progetto, sta usando una fonte greca. E Costantino ha la visione, lui pagano ancora, ha una visione cristiana in base alla quale, come è noto, farà vestire le insegne cristiane al suo esercito, e in questo modo avrà la meglio sull'esercito pagano del rivale Massenzio. Dove viene posta idealmente questa visione? Beh, niente meno che nel Vaticano stesso, perché è facile da capire dall'orientamento dei monumenti sullo sfondo, li vedremo meglio fra poco, che quello che noi vediamo laggiù è il Campo Marzio con il mausoleo d'Adriano, e noi siamo a diciamo a nord-ovest di quella zona lì, quindi stiamo osservando dal Vaticano quello che accade lungo il gomito del Tevere. Questa è la
situazione da questa parte del Pietro, la prima apertura del ciclo fra l'Ecclesia e l'Eternitas, e questo è un primo disegno che è un modello, questo sì, del Pegni probabilmente, cioè qui non si riconoscono, adesso non possiamo stare ad attardarci ad una cosa come questa, ma qui non si riconoscono le caratteristiche grafiche di Raffaello, secondo chi la vede così, anch'io mi accodo con questi in questo caso, e in questo caso sono d'accordo che si tratta invece di una più fredda esecuzione di Giovanni Francesco Penni, di un taccuino dove può aver preso spunto da un'idea raffaellesca, per la quale esiste comunque un cartone in realtà che è scomparso, ma di cui un frammento esiste a Budapest, un frammento corrispettivo all'angelo di sopra sulla destra, anche se poi non fu mai utilizzato perché poi in extremis se ne preferì un altro. Quindi forse Raffaello vivente fu fatto questo cartone poi che non fu utilizzato. Ecco il Pietro, vedete qui Pietro a confronto con una mano, una bellissima progetto grafico, forse risalente anche questo a Raffaello. Ecco qui appunto la scena famosa dell'Adlocuzio, con Costantino che arringa i suoi prima della battaglia, indicando quello che sta sotto gli occhi di tutti. Ed ecco il disegno corrispettivo di Chatsworth, uno dei punti dirimenti per attribuire anche allo stesso Raffaello questa visione della croce, quindi anche questo affresco, che in realtà poi era appunto quello che doveva andare sulla primissima delle pareti, quella per cui esisteva la chiodatura, per la quale lo stesso Vasari in realtà dice che Raffaello aveva cominciato a lavorare. Quindi diciamo che quello che qui vediamo con buona probabilità è già la prima idea. Ci siamo già anche qui molto vicini, si confronta bene d'altra parte con la mano che ha eseguito il disegno del Louvre dalla battaglia, sia pure con una tecnica un po' diversa e con colori diversi. Anche qui ci sono degli aggiustamenti compositivi, come già nell'altro disegno, rispetto alla parte pittorica, ma insomma siamo davanti a un'idea molto molto alta. Ecco Costantino, ed ecco un dettaglio dell'imperatore che sta guardando verso l'alto la croce. Dietro di sé ha il prefetto pretorio, che ha, come è noto, i tratti di Giovan Francesco Penni, di cui sarebbe un ritratto, e questo è un disegno di Giulio, che infatti dimostrerebbe proprio questo, diciamo, anzi addirittura una quadrettatura che fa pensare, questa quadrettatura, che possa essere stato utilizzato per l'occasione. Vi faccio vedere in tutta fretta una carrellata di altri, ecco, di altri spunti, di altre immagini, sempre a confronto con, questo ancora sta a Chatsworth, sempre Raffaello forse che disegna per la corrispondente figura che vedete lì sulla destra, anche se poi è modificata. Tipicamente sono figure spogliate, nude, che poi vengono vestite in corso d'opera pittorica. Questo invece è Giulio Romano, che lavora per fatti suoi su una composizione, su una grafica in questo caso, che però si avvicina molto al personaggio che vedete qui in mezzo, questo giovane paggio, diciamo così, vestito in modo militare con un elmo leonino, che sembra girato lo stesso personaggio in realtà, e quindi si dà gli stessi anni, ma è un'opera indipendente di Giulio Romano, che è a Harvard, al Museo di Arte dell'Università di Harvard. Ecco, questo è il Campo Marzio, o meglio la Meta Romuli, che quindi con la Raumachia, che quindi, come si sapeva già allora, delimitava in antico l'Ager Vaticanus di allora, quello pre-cristiano per intenderci. Ecco i soldati che alzano lo sguardo, ecco le insegne militari, i paggi sulla sinistra. Sullo sfondo si intravede il ponte Elio, quello cioè che oggi è l'attuale ponte Sant'Angelo, che corrisponde dietro a questo personaggio che accorre, che avevamo già visto nel disegno, alla parte dove c'è il mausoleo d'Adriano. Ecco la croce, ecco l'immagine, cerco di correre il più possibile. Ancora una volta corrispondenze nitide e molto forti fra il disegno e l'opera definita a pittura, non mi posso fermare. Anche qui un paragone fra questo ingeneroso rifacimento, non sapevo bene a quando si dati, della faccia di Leone X, che comunque era tale, ma è stata restaurata dopo che fu rovinata da una picca. Sappiamo anche che ci sono dei segnali meccanici di appuntamento di queste armi, probabilmente risalenti addirittura al periodo in cui gli Anzichenecchi si sono acquartierati nel palazzo durante il sacco di Roma, ma non è evidentemente un'immagine riparata da Sebastiano, anche perché l'immagine reale che doveva trovarsi al di sotto, lungi dall'essere paragonabile a quella che abbiamo appena visto, ha sì una qualità autografa molto alta, che chiama in causa rispettivamente o Raffaello o lo stesso Sebastiano, come pure qualcuno ha proposto. Questo invece è la Moderatio, la figura a sinistra di Urbano I, che qui vediamo con
nella parte pittorica, e nel cartone corrispettivo sempre al Louvre di Giulio Romano, in questo caso. La Comitas, su cui siamo già intrattenuti. Questa è la parete, ancora una volta con il trucchetto di farvi vedere a colori le parti per le quali fino ad oggi sono state rintracciate i progetti grafici. Mi muovo velocemente sul battesimo. Qui siamo ormai, scusate, siamo ormai dopo la morte di Leone X nel dicembre del 21 e dopo l'elezione dopo la parentesi di Adriano VI che viene eletto il 9 gennaio del 22 ma poi muore il 14 settembre del 23. Nel frattempo non succede niente, il cantiere è fermo, ripartono i lavori il 19 novembre del 23 con l'elezione di Papa Clemente VII, e di questo cambiamento c'è evidenza intanto nel passaggio di consegne delle insegne araldiche e degli emblemi che accompagnano le rispettive parti pittoriche sulle pareti, e anche di un certo passaggio anche di consegna ideologico, perché certamente c'è un cambiamento rispetto a quei soggetti che Sebastiano in una famosa lettera a Michelangelo aveva indicato, e cioè i primi due coincidenti con quello che abbiamo oggi, l'abbiamo visto, la visione della croce e la battaglia. I secondi due avrebbero dovuto essere, come già nella chiesa di San Silvestro, oratorio di San Silvestro, scusate, i Santi Quattro Coronati, dove c'è un famoso ciclo medievale duecentesco delle storie di Costantino, il bagno di sangue preparato con i fanciulli, il bagno di sangue dei fanciulli per guarire dalla lebbra, e i prigionieri portati al cospetto di Costantino. Questi due episodi, che avrebbero costituito quindi una specie di ciclo puramente costantiniano, vengono sostituiti invece da quello che sarà poi il battesimo e la donazione di Roma, trasformando quindi un originario ciclo costantiniano in un ciclo in realtà di Silvestro e Costantino, dove è evidente la superiorità della potestas cristiana di Silvestro su quella imperiale di Costantino, su cui pure si appoggia. Ed ecco quindi la scena famosa del battesimo dell'imperatore e più tardi quella della donazione. Qui a sinistra cambiano un po' le situazioni, pur mantenendo l'impalcatura architettonica comune. Vediamo che le figure in alto non sono più dei telamoni o delle generiche figure così che sorreggono l'architettura, ma sono delle figure diverse. In questo caso abbiamo Apollo e Diana, e sono piuttosto importanti perché sono due degli emblemi un po' del pontificato clementino, del famoso Candor Illesus, che è il motto che leggiamo sul cartiglio che si avvolge intorno alle due divinità e che poi troviamo riproposto sia lì sia più in basso nei monocromi, che sono l'ultima cosa a essere eseguita. Un dettaglio ancora del pontefice, ecco un dettaglio della prudenza e un dettaglio della pace, la pax, che accompagnano la figura. Poi abbiamo la scena del battesimo in sé, che si ambienta nel vecchio battistero lateranense, tuttora in piedi, e lo era naturalmente anche ai tempi di Raffaello, che vi ambienta questa figurazione. Ecco Silvestro che sta amministrando il battesimo all'imperatore. Abbiamo una serie di dettagli ravvicinati, dove si raccolgono anche delle maniere simili che differenziano alcuni personaggi e altri li avvicinano fra loro, ci fanno capire che c'è una squadra al lavoro, non sono soltanto delle personalità uniche come Giulio o Giovan Francesco, e stiamo appunto ragionando su quali possono essere. Ecco l'imperatore che viene battezzato, scusate la corsa, questo è il ritratto di Niccolò Vespucci, un cavaliere di Rodi, che aveva una grossa importanza in quel momento come presenza condizionante alla corte di Clemente VII dopo il sacco di Roma, anzi scusate, prima del sacco di Roma ma dopo l'elezione di Clemente VII. Ecco, questi sono due ritratti molto belli di due astanti sulla sinistra che raffigurano probabilmente, parlo di quello sulla sinistra in particolare, Hans Fugger, il famoso banchiere di Augusta, che era anche un comites palatinus, quindi uno dei membri della corte di Clemente VII, anche lui un medici, come sappiamo, quindi anche lui ben connesso, diciamo così, con quell'aristocrazia o comunque quell'alta borghesia europea che contava nel campo della finanza internazionale. La figura accanto è probabilmente un altro membro del banco di Augusta su cui stiamo lavorando come possibile identificazione, ma andiamo avanti con le immagini. Scusate la corsa, ma vorrei lasciare lo spazio a Fabio. Questo è dottor mi permetto di ricordare che l'ora che avete a disposizione era per entrambi, quindi vedete poi come... Sì, appunto, sto facendo adesso i tempi, grazie. Finale. Vi faccio soltanto a questo punto vedere senza commenti una serie di immagini, giusto per farvi sfilare sotto gli occhi la bellezza di quello che abbiamo appena, a questo punto, scusate il termine, portato alla luce. Un piccolo discorso su questo che è forse già un'idea di Raffaello
ai servizi di quello che sarà poi la donazione, non ancora intesa come donazione, ma forse come cessione della potestas del palazzo imperiale a quello papale, cioè del patriarchio. Per ora è soltanto un corteo papale che potrebbe andare bene addirittura per l'Eliodoro, per la figura magari della cacciata del Eliodoro, o come anche pensano alcuni, per la figura del Papa che entra nella battaglia della cacciata di Attila. Ma il fatto che poi queste figure in gran parte vengano ereditate da Giulio Romano, come vedete, puntualmente, a poco si trasformino, non ho qui il tempo di ripercorrere tutta questa storia, in quello che sempre più prende corpo come un'ambientazione davanti al Palazzo Vaticano, dove o Fausta o Elena escono dal palazzo. Perché? Perché Costantino sta lasciando al Papa il posto e gli sta appunto per fare quella che a tutti gli effetti è una donazione. Siamo abbastanza sicuri che questo sia in realtà una prima idea per quella che sarà poi appunto la donazione di Roma. Qui entro nell'affresco, i trombettieri che stanno sull'oculum bellissimo che sta sopra l'antico mosaico innocenziano della vecchia basilica medievale, riproposto da Raffaello con saggezza quasi archeologica. Qui abbiamo l'episodio centrale della donatio, finalmente, quello cioè in cui Costantino dona al Papa una statuina con la fattispecie di Roma, a significare quindi una traslazio di poteri che sono sì spirituali, ma sono soprattutto fisici e temporali. Quindi c'è il nuovo porsi del papato come soggetto anche erede, diciamo così, anche giuridico dell'antico impero romano. E qui vediamo una serie di dettagli. Ecco il Ladam, questo è l'allora Cavaliere di Rodi a Roma. Sarebbe bello intrattenersi su queste cose in termini storico-critici, ma direi di lasciare lo spazio senz'altro alla parte di Fabio, dicendovi che sotto gli affreschi principali sono questi monocromi che sono state le ultime cose, scusate, ad essersi aggiunte. Anche per questo esisterebbe un disegno forse di Raffaello, a significare che addirittura questa parte, perché fatta per ultimo, era stata disegnata e pensata meticolosamente fin nelle proporzioni dal grande Urbinate. Ecco, e vi lascio con la parola a Fabio. Grazie. Va bene, ringrazio per l'invito. Vado rapidissimamente su queste prime slide che introducevano un po' il nostro discorso. Qui appunto i due protagonisti, Leone X e Clemente VII, e poi gli artisti, per entrare proprio nel vivo della stanza. Questa è la pianta della sala di Costantino, dove appunto vedere la parete est, la parete sud, la parete ovest e quella nord con le finestre. Ai due pontificati corrispondono la realizzazione delle prime due pareti est e sud, appunto con una scena della visione della battaglia. Questo è Leone X, uno dei protagonisti che ha richiesto e commissionato a Raffaello la decorazione della sala, mentre il battesimo e la donazione vengono, come avete sentito, dipinte successivamente durante il pontificato di Leone X. Questa foto di ritratto di Leone X è una parte della superficie pittorica che andremo a restaurare prossimamente. In realtà, malgrado si ripeta uno schema simile e ideato da Raffaello su tutte e quattro le pareti, tra i due cantieri, quello leonino e quello clementino, effettivamente esistono delle differenze, sia per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro che per quel che può rappresentare il risultato estetico. Dobbiamo immaginare che Raffaello sovrapponga una monumentale architettura dipinta a quella reale, inserendo le scene appunto in questi finti, rappresentando le scene in questi finti arazzi. Questa è la battaglia e questo è lo schema appunto architettonico previsto per la rappresentazione. Quello che più ci interessa, io direi di entrare subito nel discorso,
sono proprio le tecniche pittoriche. Si sapeva che alcune parti erano già state dipinte ad olio, questa ripresa ad ultravioletti, sono decine di scatti che il nostro, poi montati e assemblati insieme, che il nostro laboratorio di diagnostica ha condotto, e ci dimostrano come tutta la parte dipinta da fresco, che vedete che è questa di un colore più bluastro, circonda e abbiamo avuto poi la certezza, si sovrappone alla figura della Comitas, che invece è dipinta d'olio. Vedete come ad una ripresa all'ultravioletto la differenza pittorica è evidente. Queste immagini ci forniscono molte indicazioni per quello che riguarda la tecnica pittorica, o meglio lo stato di conservazione in primis, ma anche la tecnica pittorica, perché si vede molto uso di bianca, quindi già si iniziava a capire, ma anche osservando direttamente la superficie pittorica, quotidianamente la superficie pittorica, che l'affresco era stato poi rifinito, in qualche modo terminato, con delle finiture a secco. Questa è una particolare della Comitas, con questa situazione veramente strana nella parte bassa, che per lungo tempo aveva fatto ipotizzare la presenza di un cartone o di un disegno attribuito a Raffaello, sul quale poi, applicato sul muro, sul quale poi i suoi collaboratori avevano dipinto. Non è così. Questa invece è la rappresentazione UV della battaglia. Qui vedete la figura della giustizia e vi pregherei di così un attimo memorizzare anche questo settore destro con il ritratto di cui ha già parlato il dottor Cornini, perché anche lui si differenzia rispetto al suo opposto, al lato opposto, per una stesura pittorica molto più raffinata, che fa uso per esempio di finiture all'H, che non troviamo più in nessun'altra parte dell'affresco. Vedete, questo colore rosato indica appunto l'uso di lacche, ed è un modo di dipingere che si avvicina molto di più alle ultime parti rappresentate, dipinte nella stanza di Eliodoro. Queste sono le due figure dipinte ad olio prima del nostro intervento, vi mostrano appunto lo stato cromatico, ma anche un po' lo stato di conservazione. E dall'osservazione proprio ravvicinata della superficie, vedete questa qui di destra che è leggermente a luce cadente, si cominciava così, insomma, a vedere che il supporto non era quello di un intonaco, cioè il tipo di grettatura che il supporto aveva avuto era assai particolare, come invece delle stesure più compatte e levigate caratterizzavano per esempio gli incarnati e altre parti del dipinto. Quindi per noi l'osservazione proprio ravvicinata, e questo in generale anche per chi si avvicina proprio alle opere, è estremamente importante. Certamente poi l'intervento dei nostri esperti di diagnostica ha confermato alcune nostre osservazioni e ne ha evidenziate delle altre, quindi diciamo è un lavoro di equipe che va fatto, però partendo proprio dall'osservazione ravvicinata della superficie. Questo è quel settore della parte bassa della Comitas, vedete in che stato di conservazione si trovava e si trova tuttora, che insomma ci ha fornito un pochino l'idea di come potesse essere stata realizzata la figura. Soltanto nel corso della pulitura, soprattutto per quanto riguarda la figura della giustizia, si cominciavano a vedere degli elementi metallici, cosa che non vedevamo sulla figura della Comitas, che emergevano sulla superficie pittorica. All'inizio si è creduto ad un consolidamento, no, degli elementi metallici utilizzati in un consolidamento durante il restauro. In realtà molti, come questo, presentavano sulla loro superficie le stesure pittoriche originali. Quindi, presi dall'entusiasmo, con un semplice elevatore di metalli, quelli casalinghi, abbiamo cominciato a rilevare al di sotto della pellicola pittorica la presenza di tanti elementi metallici molto ravvicinati tra di loro e inglobati nel supporto, nella muratura, in modo molto
regolare. Pertanto abbiamo richiesto l'intervento dei nostri diagnosti e vedete con un pacometro professionale come man mano che si procedeva nell'esame della superficie, anche laddove non si vedevano, venivano rilevati e i chiodi in la presenza di questi elementi metallici, appunto sono i chiodi. Testimonia la presenza al di sotto della pellicola pittorica dell'elemento metallico. Il risultato è stato questo, lo avete già visto per quanto riguarda la giustizia, l'aver individuato la presenza di questi elementi metallici applicati in modo veramente molto, molto regolare, mentre altri random sono in realtà da attribuire a elementi, questi sì, di restauro, cioè staffe, perni applicati nel corso dei secoli. Ora qui non ho la possibilità di farvi vedere la differenza, però lo strumento dava esattamente un'indicazione diversa rispetto all'elemento metallico originale. Questa è la situazione della visione della croce, dove appunto la parete sembra essere stata preparata completamente. Tenete conto che sulla superficie pittorica realizzata poi l'affresco non sono assolutamente visibili i chiodi e né hanno nel tempo determinato alcun deterioramento degli intonaci, mentre lavorando poi sulla figura della Comitas, togliendo le stuccature, ecco qui vedete il punto di passaggio in cui gli intonaci si sovrappongono alla figura dipinta d'olio, togliendo proprio le stuccature di vecchi restauri abbastanza moderni, probabilmente realizzate negli anni 30 del Novecento, si vedeva un primo chiodo che è posizionato in questo settore ribattuto in origine, cioè inserito nella muratura, ma evidentemente non era riuscito a penetrare completamente e quindi gli artefici lo hanno piegato e togliendo una stuccatura lungo il bordo esterno al confine con la parete sud, quella dove era raffigurata la battaglia, abbiamo ritrovato, vedete, due chiodi, 1 e 2, proprio inseriti nella muratura, o meglio nella malta di allettamento che c'è tra un mattone e l'altro, perché questo è la cortina muraria che definisce la parete. Togliendo ulteriori stuccature abbiamo proprio così cominciato ad individuare la stratigrafia reale, la struttura muraria, la colofonia, perché ecco, abbiamo capito che effettivamente non c'era presenza di intonaci, ma soltanto di uno strato spesso all'incirca 1 centimetro, 1,5 centimetri, di colofonia, quindi una resina naturale, non gommosa, che è stata poi applicata a caldo, un sottilissimo strato di preparazione bianca che è qui appena visibile e poi la stesura pittorica vera e propria. In questo schema realizzato dal dottor Fabio Morrisi del laboratorio di diagnostica abbiamo un po' sintetizzato la tecnica di esecuzione. Il muro, una prima impermeabilizzazione attraverso un'applicazione di olio di lino, l'inserimento dei chiodi, la stesura della colofonia che deve essere fatta a caldo intorno ai 70-80 gradi, quindi un'operazione neanche così diciamo particolarmente agevole. Come Raffaello possa aver ideato sperimentato questa tecnica è a tutt'oggi ancora un po' in corso di studio, un po' un mistero. Può aver mediato diciamo, questa tecnica da altre situazioni, magari cantieri architettonici oppure cantieri musivi, da altre tradizioni tecniche, però sta di fatto che a tutt'oggi, anche rispetto a quello che abbiamo visto di Sebastiano Del Piombo e ascoltato durante l'intervento della dottoressa Mozzo, è unica e si differenzia. Sulla colofonia viene applicata la preparazione, in questo caso uno strato veramente molto molto sottile, poi levigato di BH e olio di lino e poi si è dipinto. Qui appunto vedete un po' ecco, la figura in corso d'opera, in corso di pulitura, che ci mostrava però delle informazioni interessanti anche laddove era maggiormente rovinata, sulla stesura dei pigmenti. In più la presenza di una incisione, l'unica che abbiamo trovato,
ci ha permesso, confrontandola con una stessa incisione però realizzata sugli intonaci, di ipotizzare che nel momento in cui questa figura viene eseguita con una parete preparata per essere dipinta ad olio, esistesse già un progetto generale per quanto riguarda la suddivisione dello spazio, che è stato poi appunto rispettato, dovendo rispettare la presenza di queste figure, è soltanto leggermente, diciamo, spostato nel momento in cui si è andato a dipingere ad affresco. Siamo in questa zona, ecco, vedete come qui, no, c'è il segno della parasta architettonica, quindi un progetto nel momento in cui si realizza questa figura era già stato definito ampiamente e probabilmente anche nei minimi dettagli, sia per dipingere su questa parete e probabilmente anche sulla parete sud con la battaglia. Questa è appunto la riflettografia che ci mostra la presenza di un disegno preparatorio molto, molto preciso, molto accurato, non ci sono variazioni, non ci sono pentimenti, è realizzato con un sottilissimo pennello. Noi non troviamo tracce su queste figure di una trasposizione di un cartone, cioè non ci sono impronte di spolvero, non ci sono incisioni, quindi è un disegno realizzato all'impronta o probabilmente realizzato da chi sapeva perfettamente quello che doveva dipingere, magari seguendo un modello in scala ridotta. Questo appunto è il particolare della mano, ma quello che vorrei farvi vedere è come, già osservando da vicino la superficie, alcuni tratti del disegno preparatorio erano visibili. Qui vedete un po' anche qual era lo stato di conservazione, soprattutto della figura della Comitas, che ha avuto una sua storia conservativa un po', come dire, più articolata rispetto all'altra della giustizia, e in disegno preparatorio si vedeva anche lungo il bordo del volto, a delimitare il volto e l'occhio. Con queste immagini, come dicevo prima, si documenta, questo è sempre un'immagine ultravioletta e questo è l'infrarosso, lo stato di conservazione, ma soprattutto con questo con l'immagine ad infrarosso si cominciava a vedere l'utilizzo dei pigmenti, quindi rame, biacca e piombo, che davano delle indicazioni sulla tavolozza. Per quel che riguarda la stesura effettuata, il disegno preparatorio, per quel che riguarda la stesura pittorica, abbiamo capito che gli incarnati sono le prime cose ad essere dipinte e non hanno una base colorata, composti prevalentemente da lacche e bianco di piombo, quindi bianca, mentre per quanto riguarda ad esempio tutta questa parte del panneggio, risvolto della veste, eccetera, c'è una preparazione blu-violacea realizzata con delle lacche, alla quale si sovrappone l'azzurrito utilizzata per dipingere la veste azzurra e ottenere degli effetti di cangiantismo, tra l'altro molto, molto raffinati e anche ottenuti per trasparenza, con l'applicazione di terre per quanto riguarda i massimi scuri, delle velature sottilissime e delicatissime di giallo, che è un giallo di piombo e stagno, e poi i massimi chiari ottenuti con delle pennellate bianche. Quindi è un procedimento, queste stesure pittoriche procedono dal fondo verso l'esterno per sovrapposizione, per velature trasparenti, e praticamente mai, qui su questa figura come neanche nell'altra, per impasti di colore diverso. Qui potete vedere appunto alcuni particolari dopo la pulitura, e di nuovo la mano che abbiamo visto prima. E questa ecco, appunto, è una sezione stratigrafica, riguarda in realtà la figura della giustizia, ma è esattamente perché i prelievi eseguiti sono stati veramente pochissimi, dove potete vedere la colofonia applicata sulla struttura murale, il sottilissimo strato di preparazione,
la lacca utilizzata come base per le stesure del blu e l'azzurrita applicata in superficie. Questo strato poi che vedete più scuro sono le sostanze sovrammesse nel corso dei restauri più antichi. Un discorso analogo si può fare per l'altra figura, quella della giustizia. Vedete anche qui come le riprese all'infrarosso in falso colore ci forniscono molti interessanti informazioni per quello che riguarda appunto l'uso di certi pigmenti. Ripeto, base di rame, di nuovo le lacche, la biacca, qui abbiamo sovrapposizioni di giallo e blu. È una tavolozza veramente molto molto limitata dal punto di vista cromatico, però usata con una grande maestria. Questo è il disegno bellissimo preparatorio della giustizia. Qui vedete come addirittura nel caso del piatto della bilancia non sia stato disegnato, ma è stato direttamente dipinto alla prima, come si suol dire, su invece la parte del panneggio che era già stata dipinta e disegnata. Ci troviamo in questo settore, in particolare purtroppo ingrandito ma del viso, quindi non è perfettamente a fuoco, e alcuni dettagli del panneggio. Appunto, ripeto, è un disegno molto preciso, minuto, che non comporta cambiamenti o pentimenti. Quello che invece si notava, osservazione ravvicinata e diretta della superficie, era un'accrettatura delle stesure pittoriche estremamente particolare su questa figura e in alcuni punti, per cui vedete anche qui, in queste zone e queste in particolare, ci siamo interrogati perché queste stesure avessero questa particolare crettatura che non notavamo nell'altra figura. Ora, l'intervento dei nostri diagnosti, il professor Santamaria, Federico e Fabio Morresi, hanno appurato che in questo caso all'olio di lino è stata aggiunta una piccola percentuale di uovo per rendere più fluida la pennellata, e quindi probabilmente in qualche modo per accelerare l'esecuzione pittorica. Immaginiamo che se Raffaello, come noi crediamo, decide di dipingere ad olio al di là della contesa, diciamo, intellettuale, no? Di cui si è parlato precedentemente da un punto di vista storico ed artistico, critico, impegnato in moltissime altre committenze e impegni pubblici molto importanti, la definizione di un'organizzazione del lavoro necessariamente con i suoi più stretti collaboratori, ma con una bottega anche più ampia, perché la bottega, in questo concetto di bottega, è alquanto fluttuante, non è mai fisso e identico a se stesso. Raffaello lo organizza seguendo le esigenze del cantiere in cui dovrà lavorare e delle superfici che deve decorare. Queste sono 400, le 4 pareti e le finestre, gli imbotti delle finestre corrispondono a circa 400 metri quadrati di superficie da dipingere. Quindi l'olio è una tecnica più lenta rispetto a quella dell'affresco, però gli permetteva in tempi molto più come dire, dilatati di poter correggere o rifinire e chiudere, garantendo quindi un'autografia dell'intero ciclo, l'opera dei suoi collaboratori. Questo è che però deve evidentemente accelerare anche il processo esecutivo, e quindi pensiamo che l'aggiunta, perché non si tratta di una tempera grassa, ma di una aggiunta che serve a fluidificare e a rendere maggiormente scorrevole la pennellata, l'aggiunta di uovo. Mi scusi, dottor Piacentini, che mi duole doverle interrompere, ma possiamo evitare le conclusioni perché siamo un po' in ritardo, come sa. Nelle riunioni online è molto difficile poter derogare dei tempi. Per quanto riguarda gli affreschi, partendo dalla battaglia, questa è la posizione delle giornate, e questo è l'angolo in modo particolare di cui parlava il dottor Cornini. Vedete che tutti gli intonaci si sovrappongono alla
figura della giustizia dipinta d'olio, ma lui stesso ha delle giornate molto più ampie e noi crediamo diverse da quelle che si notano su tutti gli altri laterali, e noi pensiamo che questo possa essere, diciamo, una prima dimostrazione nel momento in cui si decide di dipingere ad affresco, forse richiesta da Leone X stesso a Giulio Romano e Atteni, di quello che avrebbero saputo realizzare. Questa era un po' un'organizzazione del lavoro, per documentare l'organizzazione del lavoro, il procedere del lavoro su tutta la parete, che non è un ordine canonico, si parte dall'alto, però poi si va sui laterali, poi si torna sul bordo, e quindi è un primo assestamento del cantiere ad affresco determinato probabilmente dai suoi collaboratori. Questi sono i particolari della parte alta, con il fregio di stucco dorato e il bellissimo fregio del filtorazzo, e alcuni ganci che sono inseriti, che servivano contestualmente all'esecuzione del fregio, che servivano probabilmente per appendere dei tessuti veri che corrono lungo tutta il perimetro della stanza. Rispetto all'organizzazione del lavoro, il modello, il frazionamento, la preparazione di un cartone, il frazionamento, e noi ci siamo divertiti con la collega Arabella Bertelli ad inserire quel frammento sulle giornate, e veramente questo deve essere una parte del cartone primario da cui poi è stato derivato il cartone per dipingere. Questo è il lato destro. Andiamo avanti e ci dimostra appunto un po' l'esecuzione, e qui in particolare vedete come quando si realizza tutta la parte di sinistra, quindi della battaglia, questa parte di destra fosse stata già dipinta. Per quanto riguarda il volto e il ritratto non lungo, queste sono le giornate della croce. In questo caso invece la procedura è molto più canonica, perché si va dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Una cosa che forse è importante dire è che i chiodi, quando si rimuove la colofonia, i chiodi non vengono tolti perché hanno permesso un aggancio degli intonaci, quindi una sorta di intonaco armato. Il battesimo, questo è lo stesso schema che viene ripetuto sulle altre pareti. La donazione, che ha alcune piccole differenze rispetto, qui schema grafico, delle piccole differenze rispetto alla presenza delle finestre. L'organizzazione delle giornate, vedete che le scene sono sostanzialmente tagliate in due parti, la parte alta dell'architettura e la parte bassa con l'inserimento delle figure. Qui vedete come, tagliando le giornate, si è individuato un andamento del lavoro per quanto riguarda la donazione, che è l'ultima scena che abbiamo restaurato. Si realizza questa ultima figura, che probabilmente è un ritratto, e la parte bassa. Tutto il disegno preparatorio viene, come anche sulle altre pareti del cantiere leonino, viene riportato attraverso uno spolvero che poi può essere ripassato con delle incisioni. In questo caso si fa una doratura e poi si dipinge. Vi vorrei mostrarvi solo rapidamente un po', ecco, la qualità della pennellata, e vedete i puntini lasciati, l'impronta lasciata dallo spolvero. La costruzione architettonica incisa, che abbiamo rilevato a luce cadente, che non necessariamente corrisponde con poi il disegno realizzato. Quindi prima di tutto è stata proprio effettivamente eseguita questa prospettiva sul muro da chi evidentemente di prospettiva se ne intendeva molto bene. Una diciamo, specializzazione pittorica è proprio quella dell'architettura. Vedete come questa colonna dipinta nella parte alta, quando si inseriscono le figure, non viene ripresa pittoricamente allo stesso modo. Quindi ipotizziamo che questi siano due pittori diversi, proprio per dare l'idea come questo bellissimo bambino cavalca un cane, forse gigante da ordine, chissà, ma vedete la differenza con gli altri bambini. Quindi dobbiamo pensare ai gruppi compositi. I ritratti solitamente, questi li avete già visti, vengono incisi direttamente invece da cartone,
E questo si riscontra un po' su tutti i retratti, su tutte le pareti, è l'unica differenza all'interno del sistema di trasposizione all'interno delle pareti, ma vedete appunto anche qui la diversa qualità e stesura pittorica di questi due ritratti nel battesimo, quindi sono gruppi, è un gruppo di pittori piuttosto compositi. Per terminare diamo un po' una sequenza dell'esecuzione pittorica all'interno della stanza, le due figure di Pintadolio, la battaglia di Ponte Milvio, la visione della croce che attengono al cantiere leonino, come anche i due laterali della donazione di Roma. Poi durante il cantiere clementino si realizza la donazione di Roma, il battesimo di Costantino e infine tutti i basamenti. Con questo ecco, ho terminato, seppur un po' di fretta, mi dispiace che abbiamo rubato un po' di tempo e me ne scuso alla relatrice successiva. Grazie. Grazie. Data anche l'ora, do subito la parola a Valentina Valentini, che insegna arti performative ed elettroniche presso l'Università di Roma La Sapienza, e che fra le altre cose è la curatrice della mostra attualmente ancora in corso presso il Palazzo delle Esposizioni, intitolato Il video rende felici, videoarte in Italia. Il salto dai magnifici esempi raffaelleschi che abbiamo seguito finora a quanto ci parlerà non poteva che essere così ampio, ma non per questo meno interessante. Do subito a lei la parola, ringraziando ancora una volta e scusandomi per la gestione un po' dittatoriale del tempo di cui io mi prendo la responsabilità, sia Fabio Piacentini che Guido Cornini per la loro bella introduzione. Lasceremo poi qualche minuto magari alla fine degli prossimi interventi per ulteriori domande. Grazie e prego Valentina Valentini. In effetti Bilviola non è così lontano dagli argomenti citati poco fa, nel senso che Bilviola è un artista per cui la concezione del tempo spazia e intreccia la contemporaneità, la performance art, l'arte video con l'arte del passato, con l'arte del Cinquecento e del Quattrocento. Quindi in un'opera, la cito, poi ci ritorneremo, Going Forth by Day, cioè lui pensa agli affreschi, diciamo, della cappella di Giotto degli Scrovegni, cioè ha realizzato un'installazione con sulle 4 pareti con delle proiezioni pensando appunto agli affreschi della cappella degli Scrovegni. Quindi l'arte del passato e la contemporaneità in Bilviola convivono splendidamente. E prima di prendere visione di alcune opere di Bilviola, in particolare di alcune sue installazioni, rintracciando un percorso, chiamiamolo cronologico, dagli anni 70 a oggi, se ce la facciamo con il tempo e con i dispositivi, volevo fare una breve introduzione su, diciamo, la biografia artistica di quest'artista. Cioè, sappiamo che Bilviola, diciamo, ha studiato new media, ha studiato, è stato come molti artisti video, insomma, ha studiato musica, ha suonato con Rainforest, quindi David Tudor, un gruppo molto importante della neoavanguardia americana. E sappiamo pure che Bilviola ha lavorato con David Rossi, che è stato il primo curatore di mostre video negli Stati Uniti, è stato assistente di Nam June Paik proprio giovanissimo, e sappiamo anche che ha, diciamo, intrapreso la sua formazione come direttore tecnico in Italia, a Firenze in particolare, presso l'atelier video di produzione video di Maria Gloria Conti Bicocchi, Artapes 22. Dopodiché è tornato negli Stati Uniti, è diventato curatore al Long Beach Museum e ha incominciato ad esporre grazie a fare i viaggi in Asia, in Giappone, nel deserto dell'Arizona, eccetera, eccetera, e a produrre, insomma, i suoi video monocanali e le sue installazioni. Nell'universo di Bilviola dobbiamo dire che etica ed estetica, come in un artista appunto rinascimentale, sono
molto interrelati, perché per lui l'arte deve contribuire a cambiare la società e a cambiare anche la persona, cioè l'arte deve essere un processo volto alla conoscenza di sé, volto alla vita interiore. L'arte deve produrre una sorta di purificazione e quindi in questo senso Bilviola ci consegna diciamo anche una visione e un pensiero utopico, no? Da qui cioè la sua distanza dalle estetiche postmoderne, insomma, in cui comunque si è formato come artista, dal citazionismo, dall'appropriazionismo. Quindi l'esperienza estetica per Bilviola si fonda sulla corporeità ed è un'esperienza che deve, diciamo, produrre delle emozioni nello spettatore. E la sua, diciamo, formazione culturale, come molti artisti delle neoavanguardie, spazia da, diciamo, come dicevamo prima, dall'arte contemporanea, quindi dalla performance art, a quello che è una conoscenza molto profonda dell'arte orientale, dell'arte giapponese, dell'arte anche indiana, oltre che dell'arte del passato. Quindi la sua è una prospettiva interculturale, potremmo dire, è una prospettiva, insomma, in cui la storia è completamente fusa con la contemporaneità. Nello stesso tempo Bilviola rappresenta esemplarmente una storia del video di un'arte che è ancora abbastanza marginalizzata nella prospettiva della storia dell'arte, perché, diciamo, essendo liminale, essendo all'incrocio tra l'arte visiva, il cinema e anche la televisione, le nuove tecnologie, cioè appartiene, soffre di una disappartenenza in quanto ibrida. E invece per Bilviola, diciamo, l'arte video ha una portata rivoluzionaria, cioè per lui il video è pari all'invenzione della prospettiva di Brunelleschi e di Alberti, e quindi attraverso la sua produzione, che non è soltanto una produzione di video monocanale e di installazioni, ma anche ha una produzione di pensiero saggistica fino agli anni 90. Abbiamo raccolto questi suoi scritti in un testo che ho curato, pubblicato 2 anni fa, si chiama Bilviola, testi e conversazioni, e quindi è affidata a dei suoi scritti fino agli anni 90 e poi a delle bellissime conversazioni che ha intrattenuto con diversi curatori e con diversi studiosi. Quindi attraverso questi suoi scritti noi riusciamo a capire e a percorrere anche le fasi, diciamo, di una storia del video che, per quanto breve, cioè dagli anni 70 a oggi, insomma, mezzo secolo, neanche mezzo secolo, tuttavia, diciamo, presenta delle svolte, delle trasformazioni significative. Una di queste trasformazioni, cioè, che Bilviola ci ha aiutato a comprendere, anche ad attraversare, è proprio quella delle tecnologie digitali, cioè nei primi anni 90. Cioè per Bilviola il passaggio, diciamo, al digitale è stato un passaggio che ha provocato anche una trasformazione nel suo modo di produrre, nel suo modo di utilizzare la telecamera, di utilizzare appunto la post-produzione digitale. Cioè, mentre i video precedenti agli anni 90 vedevano quest'artista come una sorta di antropologo con imbracciare la telecamera e andare, immergersi in paesaggi, esplorare territori, scoprire visioni notturne in varie parti del mondo, quindi una produzione solitaria e autoriale, cioè il video, a differenza del cinema, non richiedeva un set, non richiedeva una troupe, non richiedeva, diciamo, una divisione del lavoro e dei ruoli, per cui l'autorialità di Bilviola come artista, che
gestiva completamente tutto il processo di produzione, dalla ripresa appunto al montaggio nel suo studio solitario, in cui di notte rivedeva tutto quello che aveva ripreso durante il giorno. Con il digitale il suo modo di produrre cambia completamente e cambiano anche le opere, dopo ne vedremo qualcuna, nel senso che col digitale Bill Viola si trasferisce dal paesaggio, dalla natura, dalle metropoli a uno studio, cioè ho visitato il suo studio a Long Beach, è un vero e proprio capannone quasi più grande di uno studio televisivo, munito di green screen, e in questo studio allestisce dei veri e propri set, quindi con diciamo dei performer ingaggiati, e quindi stranamente abbandonando anche la telecamera e ricorrendo alla pellicola a 35 mm, cioè quindi sembrerebbe una sorta di regressione e una sorta di, diciamo, abbandono di tutto quello che aveva significato la sperimentazione delle tecnologie elettroniche. Ma Bill Viola, diciamo, quindi abbiamo dopo gli anni 90 la serie di opere che possiamo chiamare The Passions, cioè quindi questi grandi questi ritratti di immagini in movimento, in slow motion, che appentiamo alle pareti, che sono appese alle pareti e quindi che ricordano e assomigliano a dei quadri in movimento, quindi non più le installazioni ambientali che coinvolgono lo spazio, con le immagini coinvolgono lo spettatore a percorrere questo spazio e a capire come guardare l'opera, quindi cosa ascoltare, dove sono le immagini. In questo caso, voglio dire, ritorniamo a una frontalità di visione che, ripeto, apparenta questi, che anche improprio chiamare installazioni, perché non coinvolgono più lo spazio, e quindi queste opere del ciclo di The Passions. Il digitale per Bill Viola ha significato in effetti un'alta definizione, soprattutto, cioè il video da parte del cinema è stato sempre accusato di avere una bassa definizione dell'immagine. Col digitale, voglio dire, questo problema viene superato. Il digitale ha significato anche la possibilità di ingrandire e rimpicciolire l'immagine così come molto più facilmente, e ha significato anche una possibilità di avere in contemporanea sullo stesso schermo del computer più immagini insieme, no? E cosa non da poco, avere sul computer la possibilità di leggere le immagini come se fosse un libro, come se fosse una pagina di un libro, oltre alla possibilità di utilizzare gli schermi a cristalli liquidi, quindi che non richiedono l'oscuramento dell'ambiente e quindi eliminano anche il diaframma del vetro. E quindi per Bill Viola questa, diciamo, novità tecnologiche portate dalle tecnologie digitali dopo gli anni 90 sono state piegate e utilizzate per, diciamo, approfondire quello che la sua tensione verso l'immagine, cioè l'immagine deve portare, diciamo, a creare uno spazio psichico, uno spazio di interiorità, quindi in questo senso l'immagine digitale è prima di tutto un campo di energia, cioè un campo di energia che è una vibrazione e quindi è un flusso, è un tempo reale, cioè è una discontinuità che, a differenza del film, mentre il film, dice Bill Viola, è una evoluzione proprio dalla fotografia, quindi noi abbiamo una serie di fotogrammi che si susseguono, l'immagine video e l'immagine digitale
viene fuori, ha più rapporto con l'audio, ha più rapporto con il suono che non con la macchina fotografica. Quindi il video per Bill Viola è più vicino alla musica di quando non sia apparentabile alla fotografia o al cinema, cioè ai media visivi. E questo che lui ha teorizzato anche in uno scritto, il suono di una linea, che abbiamo pubblicato appunto in questo libro Bill Viola, testi e conversazioni. Ancora prima avevamo pubblicato nella monografia che ho dedicato nel 93 a Bill Viola, Vedere con la mente e con il cuore. Questo, diciamo così, apparentare il flusso elettronico al flusso sonoro è un concetto veramente importante e veramente innovativo, oltre appunto a questa, diciamo, tensione che è di tutta l'arte di Bill Viola a svincolare il dispositivo tecnologico dalla rappresentazione della realtà mimetica ed avvicinarlo alla realtà interiore. Cioè Bill Viola ha sempre ripetuto, dice, noi non vediamo con la camera, cioè la camera è soltanto, la videocamera è soltanto uno strumento, ma noi vediamo appunto non vediamo con i nostri occhi, dobbiamo essere capaci di vedere l'invisibile e quindi di vedere con gli occhi interiori. E quindi di vedere questo spazio invisibile, questo spazio interiore che dalla metà degli anni 90, appunto col digitale, da un momento di crisi creativa che ebbe nel 91, che ha coinciso anche con la morte della madre e con la nascita del suo primo figlio, con un periodo che ha trascorso al Getty Institute di Los Angeles, cioè ha costituito, diciamo così, dopo questa crisi c'è stato veramente un cambiamento sia di tematiche che di procedimenti compositivi che di appunto diciamo resa espressiva, e questo cioè, l'abbiamo visto con il ciclo di The Passions, diciamo che ormai sono le opere più esportabili e più in mostra di Bill Viola. Abbiamo avuto a Roma una mostra recente a Palazzo Bonaparte e in effetti insomma le opere esposte si riferivano tutte alle opere dagli anni 90 in poi, insomma, quindi censurando è una parola forse un po' pesante, però diciamo mettendo in ombra tutta la produzione di Bill Viola degli anni 70 e degli anni 80. Ora provo a condividere lo schermo, spero di riuscirci, e quindi guardare insieme un po' di installazioni di Bill Viola. Allora, qua abbiamo un'installazione che si chiama San Giovanni della Croce ed è un'installazione, allora qua vediamo un particolare, nell'immagine precedente qua vediamo il totale, quindi il totale ci porta in un ambiente buio in cui c'è un box, all'interno del box c'è questa luce soffusa, un tavolo, un piccolo monitor e una brocca con dell'acqua, che è una costante per tutti gli anni 80, l'acqua nelle installazioni, nei video di Bill Viola. E sullo sfondo un grande schermo molto grande su cui sono proiettate delle immagini di montagne, di una tempesta, diciamo, su queste montagne. Quindi sullo schermo all'interno di questa cella, perché si riferisce appunto alla prigionia di San Giovanni della Croce, viene riportato sul monitor il paesaggio che vediamo sul grande schermo. Quindi
c'è un macro e un micro, c'è un esterno e un interno, la cella, e ci sono due altoparlanti che saturano l'ambiente di un cupo rompare di vento e proprio di questa tempesta che assomiglia ad un rumore bianco. Quindi questo è un'installazione, diciamo, degli anni '80 e come tutte le installazioni degli anni '80, diciamo, inseriscono il visitatore in un ambiente totale. Oggi si direbbe, con un termine che non mi piace molto, immersivo, cioè ci sono le immagini, ci sono dei suoni, c'è diciamo una possibilità per lo spettatore di avere davanti a sé, di dover decidere cosa e come guardare, perché più immagini si susseguono in simultanea. Vediamo l'altra successiva, Signs of the Heart, sempre dell'83. Anche questo è un ambiente, anche questo è un ambiente domestico, quello di prima non era tanto domestico, era la cella di San Giovanni della Croce. Ecco, qua Bilviola diciamo riporta un'immagine che in questi anni, voglio dire, a lui è familiare, perché ha svolto una residenza in un ospedale anche di Los Angeles e ha registrato durante questa residenza tante immagini dell'interno del corpo umano, diciamo, sottoposto a interventi chirurgici. E quindi in questo caso abbiamo, diciamo così, queste immagini sullo sfondo del letto, che riportano qualcosa che riguarda il corpo, che riguarda un corpo ferito, ma che riguarda anche un corpo vitale, cioè il pulsare del cuore. Quindi non è, diciamo, niente che spaventa, cioè non spaventa, ma molto spesso in Bilviola la morte e la vita fanno parte, secondo un pensiero zen, secondo un pensiero orientale, di un ciclo vitale di rigenerazione e non di fine e non di conclusione, ma la morte fa parte della vita, è un momento della vita. Dobbiamo dire che Bilviola nel suo processo di produzione disegna molto, cioè ancora non è stato diciamo organizzato il suo archivio, ma tutte le sue opere, lo abbiamo visto in molti cataloghi di mostre che ha curato insieme a Kira Perov, noi troviamo dei veri e propri storyboard in cui sono disegnate non solo le immagini che poi vedremo in proiezione, ma sono disegnate anche tutti gli accorgimenti tecnologici, tutti i dispositivi tecnologici, quindi con una gestione del processo che, come dicevo prima, è autoriale dal principio alla fine, compreso, diciamo, gli aspetti tecnologici, cioè lo studio di Bilviola Studio, a differenza di altri artisti, diciamo, di una generazione successiva alla sua, non delega ad altri. Bilviola Studio e Bilviola stesso, ripeto, che gestisce l'intero processo dalla ripresa all'editing e alla post-produzione, tranne appunto dopo gli anni 90 in cui le tecnologie diventano più sofisticate e quindi ha bisogno di studi, diciamo, più attrezzati di quanto non sia il suo. Allora, passiamo a Il Teatro della Memoria, The Theater of Memory, che è dell'85. Questa è un'installazione che ho visto ad Amburgo tanti anni fa
E c'è un vero albero, siamo sempre immersi in una stanza, cioè entriamo in una stanza, la stanza non è mai illuminata, ma la luce è data, diciamo, dalle immagini proiettate sullo schermo e da queste lampade che sono appese sui rami di questo enorme albero sradicato e posto, diciamo, di fronte allo schermo. E sullo schermo sono, diciamo, anche qua c'è una sorta di contrasto tra, ma non è un contrasto, non c'è mai un conflitto nelle installazioni di Bilviola, c'è sempre una compenetrazione tra l'elemento, chiamiamolo metropolitano, urbano, industrializzato, diciamo, artefatto dall'uomo e l'elemento naturale, così come non c'è conflitto tra la vita e la morte, non c'è neanche conflitto tra la natura e la cultura, perché tutto questo è frutto dell'azione umana. Quindi nelle opere di Bilviola, diciamo, la presenza del corpo e della figura umana è centrale, no? Ma non è quella presenza, quindi nelle immagini che vediamo in questa installazione, che cambiano in questa installazione, troviamo immagini diversissime, fra cui ritratti, volti, sezioni del corpo, di un corpo umano. Perché sappiamo anche che il video è particolarmente congeniale all'autoritratto, perché il video dà un senso di intimità e di immediatezza e quindi permette agli spettatori di sentirsi testimoni dell'esperienza privata di qualcun altro, perché essendo una tecnologia molto, molto leggera, cioè riesce a entrare diciamo negli spazi privati, negli spazi di autobiografia e di diario, no? Anche, quindi come nella tradizione della body art, insomma, cui il video è stato molto legato, nel senso che ha documentato le performance di body art. Questa Passage è una installazione dell'87 ed è un'installazione veramente, diciamo, ci pone davanti a una particolarità dell'immagine elettronica, che è quella di, diciamo, di un'immagine aptica, cioè di un'immagine che tu, visitatore, percepisci non soltanto con l'occhio, non soltanto con la vista, ma percepisci sensorialmente con il tatto. Si tratta di una sorta come possiamo dire, di corridoio. Ecco, sulle pareti del corridoio, di questo corridoio, sono proiettate al rallentatore delle immagini di una festa di bimbi, di una festa di compleanno di bambini, ma sono proiettate così lente che, diciamo, l'immagine si defigura e noi riusciamo a percepire, diciamo, quasi l'epidermide, quasi, diciamo, vedete il rapporto fra la testa del bambino e il corpo di Bilviola, cioè quindi c'è un ingrandimento e quindi questo produce poi uno sfaldamento dell'immagine a favore, diciamo, di una visione aptica e non soltanto visiva, quindi una trasformazione del rapporto tra immagine e visitatore, tra spazio e proiezione. Passage. Questa The Sleep of Reason è una delle installazioni, a mio avviso, più conturbanti, più perturbanti di Bilviola. Purtroppo, ripeto, oggi nelle ultime mostre, nelle mostre più recenti, queste installazioni non vengono più riallestite, perché insomma sono un po'
più laboriose, diciamo, rispetto a un'installazione di uno schermo a cristalli liquidi. Ecco, in questa installazione noi siamo immersi anche qua in una stanza dove c'è anche qua un elemento domestico che è un abajur, un televisore, ma quello diciamo in cui siamo immersi sono delle immagini che potremmo definire oniriche, nel senso che non hanno, che sono diciamo discontinue, che danno l'impressione appunto di immagini che abbiamo sognato, deformate, e che improvvisamente esplodono, cioè in questa stanza che ha una sobrietà e una calma che viene sconvolta quando sulle 3 pareti della stanza appaiono queste immagini di animali, immagini di tunnel, immagini di tempeste, cioè immagini molto diverse l'uno dall'altra, ma con una progressione che è del tutto casuale. E il televisore che sta su questo mobile mostra l'immagine di una persona che dorme, quindi in questo senso siamo autorizzati a dire che diciamo sono immagini oniriche, e si sente anche come suono il suono del respiro della persona che dorme. Così come improvvisamente si è spento la luce e sono comparse le immagini, altrettanto improvvisamente ritorna la calma e quindi ritorna l'ambiente familiare e ben illuminato. C'è da dire che, ecco, queste sono alcune immagini appunto che in proiezione nella stanza. C'è da dire che è molto difficile, diciamo, avere una buona documentazione delle installazioni di Bilviola, perché abbiamo solo delle immagini fotografiche scattate tutte da Kira Perov, dalla moglie di Bilviola, cioè non abbiamo immagini in movimento, tranne per qualche installazione tipo Going Forth by Day, messa piratamente su YouTube da qualche visitatore, diciamo, che ha registrato. Quindi questo rende abbastanza complicato, diciamo, soprattutto per chi non ha avuto una possibilità di visione diretta di queste installazioni, rende abbastanza complicato la resa visiva, insomma, e quindi la comprensione di queste installazioni. Questo il trittico di Nantes è del 92, e qua diciamo incomincia la fase di Bilviola schermi a cristalli liquidi, non più diciamo ambienti immersivi, ma la frontalità di schermi, plurischermi a più canali. In questo caso sono 3 canali di proiezione video, appunto si rifà alla forma del trittico antico, e su ognuna di queste 3 schermi vediamo la nascita, sull'ultimo la morte, una donna in agonia che è la mamma di Bilviola, e in quello centrale c'è una figura che sembra, diciamo, fluttuare nell'acqua e unire i 2 monti. Quindi nascita e morte, assistiamo effettivamente a una vera nascita di un bambino e all'agonia di questa donna, che effettivamente sono immagini che Bilviola ha girato nella camera, insomma, negli ultimi giorni di vita di sua madre. È una installazione
abbastanza anche questa perturbante, nel senso appunto che vediamo delle immagini normalmente che non sono oggetto di rappresentazione, ma siamo anche al di fuori, nonostante il realismo, siamo anche al di fuori della funzione diciamo documentaria, cioè hanno la caratteristica qui Bilviola tende, cioè di avere una dimensione che va al di là del contingente, insomma, che va verso l'universale. Ecco qua è una bellissima installazione, Slow Turning Narrative del 92. Qua siamo ancora in un ambiente appunto molto complesso perché abbiamo uno specchio ruotante che sta di fronte a uno schermo su cui sono proiettate delle immagini. Su questo schermo, quindi lo schermo ruotante capta sia le immagini proiettate sullo schermo grande e sia le immagini degli spettatori che entrano nella stanza e girano all'interno di questo ambiente. E quindi abbiamo una esplosione, diciamo, di immagini diffuse all'interno dell'ambiente, anche qua voglio dire senza una concatenazione logica o di tipo narrativo. Ecco, qua si vede meglio lo schermo centrale, l'immagine specchiante e le varie combinazioni che sullo schermo, sullo specchio si riescono a captare. Quindi una delle funzioni che l'installazione di Bilviola, ma non solo le sue, diciamo, mette in cioè, una caratteristica delle installazioni video è quella appunto di mettere in crisi il modo in cui guardiamo l'opera. Come mi devo mettere, come mi devo collocare, da quale angolazione, come posso afferrare, comprendere, includere una visione completa dell'opera? È possibile avere una visione completa dell'opera? Cioè, queste domande, voglio dire, un visitatore che entra in un ambiente come questo, come questa installazione, sono diciamo immediate, insomma, e quindi da qui nasce il senso di crisi del guardare e del come guardare l'opera e del come poter comprendere l'opera e di come, diciamo, forse bisogna rinunciare all'idea che l'opera possa essere inclusa in uno sguardo frontale e totale. Queste sono, diciamo, opere più scultoree, sono dei grandi bidoni e all'interno di questi bidoni sono collocati dei monitor con delle immagini di persone che dormono. C'è una bellissima installazione, bellissima, cioè, perdonate l'aggettivo, appunto, che si chiama Soglia. Prima di entrare nella stanza dove vediamo queste immagini di persone che dormono e ascoltiamo il loro respiro, dobbiamo attraversare una stanza buia e prima della stanza buia all'ingresso c'è questa proiezione luminosa di notizie di cronaca, diciamo, quindi la cronaca, il buio, la purificazione dello sguardo, quindi il buio come momento, diciamo, che ricorda l'esercizio che facevano i costruttori di icone, dovevano stare al buio per un po' di tempo prima di essere ammesse, diciamo, nella cella dove potevano dipingere le icone. E così lo stesso Bilviola prevede per il visitatore la purificazione dello sguardo, dopodiché entra in questo ambiente dove sulle pareti sono proiettate immagini
e suoni del sonno di persone riprese effettivamente mentre dormono. Qua è una installazione in una sorta di sulla strada, diciamo. Questa è molto bella, ma è tutta in bianco e nero, sono Tiny Deaths, delle piccole morti, insieme a Pneuma. Qua sono delle installazioni in bianco e nero. È una sorta di installazione che respira, cioè che dà un senso di un'essenza vitale, che può essere un'immagine che appare nella mente, oppure qualcosa, un ricordo che affiora, cioè dà l'impressione appunto di qualcosa che affiora alla memoria, un baluginare che non è completamente distinto, che non è completamente chiaro, quindi qualcosa che appare e scompare, di tenebroso, ma non tenebroso nel senso appunto del dark, del fare paura, qualcosa di non completamente chiaro e distinto. È un'installazione molto poetica, molto lirica. Andiamo a vedere qualcosa. Questo era alla Biennale di Venezia del 95. Ecco, questo The Messenger è il tema dell'acqua. Ci sono molte installazioni dagli anni 90-2000 in cui vediamo, diciamo, un corpo in una che sprofonda nell'acqua e che riemerge dall'acqua, quindi una discesa e un'ascensione, quindi secondo una simbologia cristiana, diciamo, è anche qua un purificarsi, uno scendere nel buio, nella terra, venire alla luce e poi purificarsi, tornare, diciamo, a scendere, l'ascensione. Going Forth by Day è una delle installazioni più complesse, più recenti. Allora, vediamo come diciamo, entrando, che cosa vediamo. Qui appunto entriamo in una grandissima stanza, qua a Roma c'era soltanto una scena, questa scena qua a sinistra del percorso, quindi un modo, diciamo, di sezionare le installazioni che non condivido assolutamente, non so come sia stato possibile, cioè estrapolare una scena e decostruire, cioè neanche decostruire l'installazione. Cioè, nella sua versione originale abbiamo tutte e 5 le pareti su cui sono proiettate delle immagini. Questo del fuoco la vediamo nella parete all'ingresso. Poi qua abbiamo una sorta di processione, persone appunto che camminano in un bosco con ciascuna con una borsa, appunto è un mettersi in viaggio, non si sa dove. Poi in quella centrale, nella parete centrale, abbiamo una serie di azioni, cioè prima vediamo delle persone che camminano su questo marciapiede, nello stesso tempo qualcuno che porta via i mobili da questa casa, dopodiché succede qualcosa di non previsto, quindi le persone incominciano a correre, escono pure di casa e dell'acqua travolge tutti. Ecco, quindi c'è diciamo, una sorta di andamento drammatico aristotelico, la calma, l'evento improvviso, però non abbiamo lo scioglimento, anzi forse lo scioglimento è nella parete successiva, dove vediamo
lo schermo diviso in due immagini che contengono diverse situazioni. C'è una persona che muore sul letto, viene abbracciata, salutata, qualcuno che parte su una nave e qualcuno che aspetta qualcosa che dovrà accadere, infatti accadrà, cioè dall'acqua un'ascensione anche in questo caso, un'apparizione ed è un'ascensione. Going Forth by Day è del 2002, no, del 2001, ed è stata commissionata dopo le Torri Gemelli, dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Ognuna di queste sequenze che scorrono in questa stanza in effetti ha bisogno di essere guardata singolarmente. Anche qua noi ci troviamo di fronte a un problema. Come guardo? Allora, ognuna di queste sequenze ti racconta in qualche modo qualcosa, quindi c'è un inizio, c'è un culmine, c'è una fine, quindi va guardata nella sua durata prevista. Contemporaneamente, cioè, la stanza ci presenta in contemporanea queste sequenze, quindi il visitatore deve capire, deve scegliere: guardo tutti insieme e guardo l'insieme o guardo, diciamo, una per uno singolarmente? Ecco, non c'è dato non c'è soluzione, cioè ogni spettatore deve decidere come mettersi a fruire, come fruire di quest'opera. Cioè, e ho calcolato, quando l'ho vista per la prima volta, che per guardare tutta il visitatore doveva avere a disposizione almeno 3 ore e mezzo, cioè per guardare tutte le sequenze dall'inizio alla fine. Noi purtroppo abbiamo ancora solo 5 minuti. Quindi ecco, no, vabbè, mi fermo qua, era l'ultima diciamo installazione opera che volevo mostrarvi. Allora, ringrazio ancora Valentina Valentini, do subito la parola allora a Paola Bristot per l'ultima comunicazione di oggi pomeriggio, Accademia di Belle Arti di Venezia, nonché tra l'altro curatrice di una mostra che si è tenuta qui di recente qui a Udine, William Kentridge, il linguaggio poetico e le sperimentazioni multimediali. A lei la parola. Perfetto. Ecco, allora, intanto fortunatamente per quanto riguarda Kentridge, i materiali che si ritrovano in rete sono veramente tantissimi, sia nel suo sito che dopo è segnalato anche nel PDF, vi consiglio di visitare perché è uno dei siti fatti meglio e non è semplice trovarne uno così complicato vista la quantità di lavoro di questo multiforme artista con una carriera diciamo già molto lunga alle spalle, compresi anche dei suoi proprio interventi didattici, ecco, di spiegazione, di presentazione del suo lavoro, quindi veramente c'è solo l'imbarazzo della scelta per trovare delle fonti legate ad una esplorazione del suo lavoro, compresi anche i suoi film. Allora, cerco semplicemente di darvi delle guide anche per orientarvi e magari degli spunti di riflessione sul lavoro di questo artista che nasce a Johannesburg nel 1955, è figlio di due avvocati che difendono diciamo la causa, ecco, anche contro l'apartheid, così anche il nonno era un attivista, era un politico. E lui, ecco, di lui dirò solo qualcosa della sua biografia che però penso lo può inquadrare abbastanza precisamente, almeno così nella sua fisionomia, quella che ritroveremo poi anche nel suo lavoro. Allora, intanto appunto si frequenta una scuola d'arte a Johannesburg, un istituto Art Foundation, però si laurea nel 76 in scienze politiche e in studi africani.
E già questo vi dà un'idea, insomma, di quelli che sono i suoi interessi, anche molto diversificati e sempre anche molto approfonditi su questi aspetti, diciamo, del sapere. Un altro dato molto interessante è che nel 1981 si reca a Parigi, dove frequenta l'École internationale de théâtre di Jacques Lecoq. Jacques Lecoq è uno degli, diciamo, degli artisti performativi legati alla scuola, diciamo, della maschera bianca, del mimo, più importanti, che hanno segnato anche la scuola, ecco, di tanti, diciamo, attori contemporanei. Lì si accorge di non avere una capacità attoriale tale come magari avrebbe aspirato, ma questa matrice, ecco, attoriale gli resta, e vedremo poi come. Un altro elemento infatti è che da notare è che dal 75 al 91 lui fa parte di una compagnia proprio di teatro di Johannesburg, la Handspring Puppet, cioè quindi lavora con le marionette, con i puppet, quindi con un rapporto, una relazione, diciamo, col teatro, in cui comunque il pupazzo, l'oggetto in scena, ha una sua diciamo attorialità, no? È mosso comunque anche in maniera, diciamo, fisica, ecco, dall'attore. Questa poliedricità, ecco, di una formazione che abbiamo già visto, non è assolutamente accademica, lo pone anche rispetto all'approccio con l'arte in una, diciamo così, una vocazione. In fondo abbiamo sentito, ecco, Bill Viola, no, che ha qualche anno più di lui, che subito, no, in qualche modo si innamora del digitale, mentre invece stranamente, ecco, invece William Kentridge è legato più al cinema, è più legato a un medium, chiamiamolo caldo, usando un termine alla Norman McLuhan, cioè quindi un sistema in cui c'è una relazione non così distaccata come spesso avviene proprio con i sistemi, diciamo, tecnologici, appunto digitali, quali per esempio il video o la TV. Ecco che lo vediamo in questa foto, l'ho scelta tra le tante che troviamo perché appunto lui è spesso presente nelle sue opere. Lui ha questa sua, diciamo, presenza anche connotata quasi come una specie di icona. Ha questa camicia bianca con le maniche rimboccate, i pantaloni scuri, e lo ritroviamo fin dall'inizio della sua carriera dentro le opere. E quindi c'è una specie di autoimpressione di se stesso, una firma già inserita nel suo lavoro. E lo vediamo in questa foto come sta lavorando. Ecco, lui è un artista pienamente, diciamo, consapevole delle potenzialità dei sistemi tecnologici, ma lo vediamo lavorare con un materiale invece pittorico, grafico, un carboncino. Ecco, la tattilità, ecco, questa è una cosa che lui non smarrisce questo senso così appunto di sensorialità con il suo lavoro, tant'è che prima abbiamo sentito, no, tanti spunti legati a una pittura chiaramente diciamo cinquecentesca, dove c'è una cura ovviamente anche nella costruzione proprio dei materiali, dei pigmenti, eccetera, ma non, per quanto riguarda proprio Kent, c'è un'attenzione alla materia, diciamo, al supporto e anche ai materiali grafici, in questo senso molto tradizionale. Quindi questo attaccamento nei confronti proprio della matericità evidentemente poi traspare poi anche nelle modalità rappresentative delle sue opere. Ecco, per quanto riguarda, ecco, il suo lavoro, il primo elemento che vi ho
condiviso e ha un indirizzo, poi magari ve lo condivido in chat adesso, se esco poi diventa forse un po', ma poi lo potete cercare voi, e questo link a questa lezione in pratica, questo Taking a Line for a Walk, del 2007, un film senza neanche un suono, dove vediamo un William Kentridge tracciare una linea invisibile su una parete con delle linee semi-tracciate, e lui spesso lavora anche in questo senso. C'è questa quasi una specie di non creare distanza con il pubblico, con il fruitore dell'opera, ma anche in questo caso un'aderenza, no? Noi vediamo una parete già sporca e lui che traccia una linea prima immaginaria, poi se guardate il film andate pure a vedere, adesso per fortuna le lezioni online ci permettono anche di navigare mentre uno sta parlando e vedere anche delle altre cose. Io invito anche gli studenti a farlo, insomma, per così completare, anche capire meglio anche di cosa sto parlando. E in pratica questo tracciare la linea prima invisibile e poi invece la traccia veramente, anche se non è una linea che traccia lui, ma è una linea tracciata in forma animata. Quindi vuol dire che crea una doppia diciamo, base, un doppio livello in cui la parte animata è una parte che si sovrappone a quella del video, che lo registra mentre traccia questa linea. Ecco, l'idea della linea è diciamo un elemento anche questo portante, perché è presentissimo nel lavoro e anche in un libro che lui scrive, proprio 6 lezioni di disegno, cioè il lavoro sulla linea e sul movimento, il camminare, l'andatura, il fatto di muoversi mentre si fanno le cose. In questo senso io non so, cioè, anche se gli esiti sono diversissimi, ma c'è proprio questa attenzione, no, a questi gesti, a questa danza. Dico Pollock anche se siamo dal punto di vista degli esiti all'opposto, quasi dal punto di vista dei risultati, però la danza di Pollock, no, sulla tela, il dripping, eccetera, è allo stesso modo una performance fisica, no? Una presenza del corpo, della mano e di tutto il corpo nell'opera. Ecco, l'atteggiamento di Kentridge è un atteggiamento di qualcuno che sta dentro l'opera. E la linea è un elemento focale. La linea è un elemento focale perché, ecco, ovviamente poi qui andiamo anche su un discorso legato proprio alle basi del disegno. La linea è un elemento astratto, la linea nella geometria è un insieme di punti, un punto è un'entità senza dimensioni, no? Quindi la linea è una forma astratta, non esiste in natura la linea, ma l'uomo si esprime attraverso la linea. Fin da bambino disegna linee, anche se noi linee non le vediamo. Abbiamo parlato del Rinascimento, lo stesso Leonardo l'aveva capito, infatti stava cercando, no, lo sfumato, eccetera. Ecco, la linea però è il mezzo di rappresentazione con cui ci si può inventare un mondo, e ci si può inventare un mondo che è quello dell'arte e della vita. Ecco, questo è uno degli elementi, ecco, che noi ritroviamo nel lavoro di Kentridge. Allora, senza disperdere troppo, forse diciamo una presentazione sul suo lavoro, che appunto è abbastanza sterminato, mi piaceva appunto focalizzare almeno tre progetti. Io parlo di progetti perché mi sembra che siano quelli che forse danno più l'idea del modo con cui Kentridge lavora, ecco, e lavora non da solo anche, no? Spesso lui lavora con un collettivo di persone, ecco, in effetti nel suo studio a Johannesburg ci sono molti dipendenti, molte persone, molti operatori, molti con delle competenze molto specifiche, un po' una fabbrica alla Andy Warhol, anche se anche qui gli esiti sono molto diversi, però appunto
l'idea della progettualità è un'idea molto interessante nell'arte contemporanea. In questo caso specifico semplicemente vi mostro alcuni modi con cui Kentridge riesce a passare da un livello all'altro nella progettazione, in questo caso di un'opera che appunto forse conoscete molto bene, per quello anche la presento come prima, che è questo Triumphs and Laments, che è stato realizzato a Roma nel 2016, è un fregio di 500 metri che va dal ponte Sisto al ponte Mazzini, un'opera quindi di portata molto diciamo monumentale, ecco, ovviamente questo è il termine corretto. E qui vediamo Kentridge nello studio dove sta ordinando quelli che saranno gli elementi di questo fregio che praticamente diventa un corteo, no? che scorre lungo le pareti dell'argine, insomma, del Tevere. Questo lavoro dove vedete, ecco anche diciamo, dove vedete nei particolari le scelte che lui fa, e nel suo sito potete trovare anche qui puntualmente definiti tutti i personaggi, chi sono, lui passa da personaggi diciamo anche Remo, ecco la morte di Remo, poi la morte di Pasolini, Anita Garibaldi, l'inondazione di Roma nel 1937, i bersaglieri che sfondano Porta Pia, eccetera. Quindi diciamo le scelte che lui fa di questi elementi che compongono questo fregio non seguono una logica diciamo cronologica, contemporanea, iconica. Ci sono sia i migranti che sbarcano a Lampedusa, sia personalità appunto dell'arte e della politica, sia contemporanea che del passato. Lui disegna questi elementi in questi fogli e poi, ecco, questi fogli che vedete spesso sono anche composti loro stessi da fogli multipli, perché questa capacità che ha lui di anche quasi diciamo veramente lavorare sull'artigianalità, no? Della composizione. Qui vediamo il corpo morto di Pasolini, no? Poi tutti questi elementi poi diventeranno a loro volta oggetto di esposizioni, quindi si passa, vedete, da un livello che poi ecco diventerà un'opera assai specifica, invece è quella che è un'opera in una galleria d'arte contemporanea. Sotto, nella seconda immagine, dove c'è sempre il corpo morto di Pasolini, e qui ecco l'ho scelto proprio un po' per l'anniversario veramente della nascita, no? Che ricorre quest'anno, invece è morto nel 75, il 2 novembre del 75, a Ostia appunto, e questa invece è una scultura. Poi dunque riesce veramente a modificare anche in base a quelle che sono le sue veramente, io direi, vulcaniche, ecco, come dire, diramazioni, diciamo, di quella che è la forma e la sua espressione. Ecco, di alcuni di questi elementi, ecco, gli stencil, una parte degli stencil che poi lui creerà su dimensioni molto grandi, diventeranno anche delle sculture, che qui vediamo in un'esposizione, o delle incisioni, quindi la produzione è enorme, no? Che si in qualche modo dirama da un progetto, questo che dico, la potenza della progettualità, che è sorretta da un'idea geniale. Ecco, in questo caso, ecco, dal disegno che è una grandezza di 40 centimetri arriviamo ad una rappresentazione fatta con degli stencil alti 10 metri, tagliati
con i sistemi, diciamo, digitali, quindi vedete non è che c'è una cesura, no? Non è che c'è un rifiuto del digitale, tutt'altro, lo sfrutta, lo utilizza spiegandolo quando funziona per il suo scopo. In questo caso l'intuizione geniale è sfruttare diciamo, come si dice, l'inquinamento, il nero dei fumi delle auto che si sono depositate su queste pareti e vedete qui un esempio in cui c'è diciamo uno degli operatori che hanno lavorato su questa opera così appunto monumentale, che puliscono le zone vuote, diciamo vuote, dal colore, dallo sporco che c'è sotto, e quindi quello che resta è un'immagine in negativo. Ecco, questa diciamo è un'idea veramente geniale, poi non saprete da soli fare tutte le vostre diciamo associazioni rispetto anche ad una situazione ambientalista, ad una versione così proprio anche che si avvicina moltissimo a quella che è la sensibilità verso dei temi ecologici, che qui vengono in qualche modo rimarcati, ma non in maniera come dire didascalica o retorica, ma vengono innalzati al ruolo dell'arte. Ma ecco, nella presentazione di questo lavoro vedete come ritorna lo spirito performativo di Kentridge. Ma questa in alto non c'entra, scusate. Abbiamo un corteo questa volta di appunto musicisti, di attori, di danzatori, perché poi appunto anche qui dare dei termini è proprio complicato e spesso nell'arte contemporanea è proprio difficile catalogare le espressioni, ecco, degli artisti, che con queste proiezioni di luce creano queste ombre a loro volta, che quindi raddoppiano il senso quasi della profondità del lavoro, dell'opera, e naturalmente diventa un evento unico ed originale. Ecco, come spesso Kentridge ama fare. Perché? Perché gli interessa questa idea anche dell'opera totale, no? Un po' alla Goethe, dove si intrecciano appunto, come abbiamo visto all'inizio anche nella sua formazione, tanti livelli appunto espressivi. Qui questo è il secondo progetto che vi volevo presentare, che è Waiting for the Sibyl. Questo è un lavoro che è nato nel 2019 per l'Opera di Roma ed era un'opera lirica, quindi aveva una produzione importante, aveva un nesso con un anniversario che doveva essere dedicata ai mobile di Calder, e quindi c'era una connessione con questo lavoro. Kentridge realizza quest'opera, ma poi arriva l'epidemia, arriva la pandemia, e quindi le repliche si interrompono. A questo punto lui si ritrova con tanti materiali o li sviluppa a modo ancora di più e li fa diventare un film animato. Waiting for the Sibyl, il titolo. In qualche modo c'è una coincidenza anche pazzesca, perché la storia di questo Waiting for the Sibyl è l'idea che parte dalla Sibilla, del nostro destino legato alle foglie di quercia, di noi che vaghiamo nella grotta e chiediamo quale sia la nostra diciamo destina, qual è il nostro futuro, e lo peschiamo a caso, no? Anzi la Sibilla lo pesca a caso, ce lo consegna, no?
così restiamo con queste frasi sibilline che sono i suoi responsi. E in questo momento, in quel momento poi soprattutto, no, quando siamo stati tutti colti alla sprovvista da questo momento, diciamo così, drammatico, ecco che la Sibilla e le foglie e anche questo rapporto con gli alberi, con la natura, che viene poi diciamo sottolineato proprio anche da delle frasi che poi vedremo dentro, cioè nelle pagine diciamo che compongono questo flipbook. Che cos'è un flipbook? Un flipbook è anche questo una sorta di animazione quasi precinema in cui le immagini sono dipinte, sono disegnate, anche se molto semplicemente, ovviamente dipende dai livelli di chi le fa, e poi scorrendo il libro, forse l'avrete fatto anche voi per gioco, scorrendo il libro velocemente, la sintesi noi che facciamo diciamo nel nostro occhio crea il movimento, crea il dinamismo. In questo caso c'è questa versione che lui fa su queste pagine di questi libri, che sono dizionari, ma in parte anche sono la Divina Commedia, sceglie proprio anche delle basi con un senso, e sono fatti ad inchiostro di china indiana, sono appunto quindi dei disegni molto raffinati che lui disegna veramente su tutte le pagine di questo libro e che intervalla ad elementi anche geometrici, come vediamo in queste pagine in cui invece le forme sono più geometriche, più colorate. E qui voglio dirvi, insomma, lui usa dei colori che sono appunto anche i lapislazzuli per l'azzurro, per esempio, o diciamo un cremisi anche questo diciamo di origine indiana per i rossi, per esempio. Quindi ecco, lui fa molta attenzione, anche se sono acquerellati in questo caso, mentre gli inchiostri di china sono dati col pennello. E la stessa cosa, io non ci credevo, ma poi ho visto veramente, anche le scritte che lui pone, ogni tanto scandisce questo libro che non scorre sempre tutto nello stesso modo, scorre con un ritmo, perché c'è una musica sotto, una musica anche veramente molto importante, perché dà il senso del movimento alle immagini che ci scorrono sopra, è un tutt'uno, è una sincronizzazione tra le immagini e la musica. E però dietro c'è proprio un lavoro pazzesco, e anche le scritte sono tracciate a mano. Io a vederle la prima volta che ho visto il film ho detto ma saranno fatte in digitale sopra, invece no, è tutto fatto a mano, è tutto manuale. È diciamo veramente un capolavoro. Il film è meraviglioso, vi consiglio di vedere anche il semplice estratto che trovate nel suo sito. La musica è di questo compositore africano, Nolala Manlangu, spero di averlo pronunciato correttamente, e qui avete il link poi per andare a vedere questo progetto come si articola in maniera molto più complessa. Vedete come ritornano anche qui le nostre origini, no? Della storia dell'arte, perché non si può dimenticare mai, cioè gli artisti, i grandi artisti hanno sempre dei modelli che parlano e sono vivi, e che emergono per alzare la loro voce quando è il momento giusto di farlo, no? Quindi ecco queste citazioni delle Sibille michelangiolesche, importantissimo, rappresentate con questo carboncino, no? Cioè veramente di una potenza, di un'evocazione, io direi magistrale. Quindi è veramente un artista che non finisce mai di stupire. Questo un'altra ecco, conseguenza tra virgolette, no, di questo lavoro è invece più installativa. Ecco che queste immagini, le immagini di questa animazione finiscono con l'essere proiettate a New York. E in questi pannelli, che sono dei pannelli luminosi e che diventano un evento ecco, aperto alla città.
questa cosa è una cosa che io quando è venuto a Udine William Kentridge mi ha proprio disarmata, questa volontà di cercare delle relazioni con la gente, di rapportarsi alle persone e non di creare una distanza. Veramente ammirevole. E questo lo fa sia nel suo lavoro, scegliendo, come ho detto, degli elementi anche molto identificabili, ecco, cioè anche molto vicini, che non creano un respingimento, una repulsione, ma ti attraggono e cerchi di capire perché sotto c'è qualcosa che lui vuole far capire, e questa cosa è molto importante per lui. Non è una cosa che fa senza saperlo, senza cognizione di causa, è una cosa che fa proprio con la sua con piena consapevolezza. Questo ve l'ho inserito così, è il suo primo film animato. Io mi sono concentrata sui film d'animazione un po' perché è un po' anche il mio settore delle mie ultime, diciamo, ricerche, poi perché secondo me veramente è un po' una somma di tanti studi, di tante ricerche proprio sul multimediale, un po' sostituisce nei canali multimediali quello che era l'illustrazione nei libri, ecco. Comunque questo è un lavoro del 75, il titolo è Discourse on a Chair ed è disegnato direttamente sulla pellicola, 16 mm, per quello ha questa forma così, anche abbastanza, diciamo così, grezza. È interessante proprio perché vedete come abbia esplorato una tecnica di animazione così rudimentale, chiamiamola così, così sperimentale più che rudimentale, seguendo, diciamo, la strada. Ci sono tanti che hanno lavorato sul cinema su pellicola, io vi cito solo Norman McLaren, che ha fatto proprio un film che si intitola Cherry Tale, che non è fatto su pellicola, quello è fatto con gli attori in rotoscopio, ma il senso è abbastanza simile, no? C'è questa sedia che è una sedia viva, non è una sedia, è un personaggio, perché tutto è finzione, no? È tutto vero quello che noi vediamo nella storia, però è una storia, diciamo, parallela, non è quella della realtà che ci circonda, ha una sua potenza di realtà, però, che vive nell'opera. Ecco, in questo discorso on a Chair, che è un film senza musica, solamente, diciamo, disegnato su pellicola, è una sua sperimentazione che mostra quanto lui sia avido anche di capire come funzionano anche i meccanismi, proprio anche anche tecnici, perché non è proprio che uno arriva così ad un disegno su pellicola e che i passaggi da un fotogramma all'altro, perché diciamo che nei film d'animazione per avere una sequenza lineare della visione abbiamo bisogno di 24 fotogrammi al secondo. Ecco, quindi ci sono 24 fotogrammi per fare un secondo di un film, ok? E io volevo solo segnalare che, ecco, lui lavora con le pellicole, anche non disegnate, ma disegna i fogli e poi li riprende, però li riprende con pellicole 35 mm fino agli anni 2000, quando passa all'HD, al digitale vero e proprio, anche perché poi le pellicole sono andate completamente in disuso, sono state dichiarate anche inquinanti, no? E quindi non si trovano nemmeno, o è difficile, insomma, recuperarle, e poi è difficile anche utilizzarle per la proiezione, perché adesso anche non ci sono più i proiettori che servivano per mostrare i film in pellicola, ci sono i DCP, che sono dei proiettori digitali, no? E quindi ovviamente tutto è una catena che ti consegue questa cosa. Ecco, questo è, adesso non so se, spero di avere un po' di tempo, ma sarò sintetica. Questa è la... Scusami Paola, posso dirti che
di sicuro c'è che fra 10 minuti mi cacciano dal dipartimento, Sì, però allora, guarda, solo potete 5 stare minuti. collegati voi e io mi riaggancio poi una volta uscito, però Ah, ecco, insomma, diciamo che 10 minuti sarebbe bene sì, ma chiudere. guarda, io faccio così, faccio una chiusura così, questi sono, questo è il progetto, diciamo, il terzo progetto che volevo mostrare, che è un progetto lungo nel tempo, perché è cominciato nell'89 ed è finito l'anno scorso, nel 2021. Il titolo è Drawings for Projection, quindi disegni per per proiezioni. È una storia che vede gli stessi protagonisti in numerosi film realizzati con questa tecnica invece a carboncino. Quindi lui qui disegna ogni foglio e lo diciamo imprime nella pellicola. Una delle sue caratteristiche, ecco qui, è l'usare il segno e nel passaggio da un disegno all'altro proprio cancella e sposta le braccia o gli elementi della composizione, quindi un lavoro veramente complesso che lo ha reso celebre, no? Questo sistema con cui lui realizza il film cancellando e ridisegnando le figure, le forme. Questi drawings for projection hanno un protagonista che è questo che vedete, che è Soho Epstein. Che praticamente è un magnate, un oligarca, non so, è un magnate, diciamo, che domina e che possiede terreni, industrie e ecco, in qualche modo veramente schiavizza i suoi dipendenti ed rappresenta il capitalismo. Ecco, questo Soho Epstein è presente in tutta questa serie di film che, come vi ho detto, è abbastanza, diciamo, si sussegue nel tempo. Qui vedete il fotogramma più grande di quelli che erano i fotogrammi piccoli che vi ho mostrato prima. Questo film si intitola Monument ed è del 1990, se non sbaglio. No, questo film è Mine, è del 91, questo è Monument invece ed è del 1990. Qui vedete un fotogramma che sono dei fogli piuttosto grandi, e queste invece sono le sequenze. Ecco, dovremmo dire che appunto c'è anche questa idea della serialità, no? Del modo con cui lavora serialmente per raccontare, quindi c'è una base narrativa nel lavoro di Kentridge, anche questa molto presente, molto forte, che vediamo appunto così in questa rappresentazione. Questo è Felix in Exile, è del 94, dove prendiamo sempre degli elementi molto ricorrenti nel suo lavoro, l'acqua, lo specchio, la riflessione. Questo è come si intitola, Other Faces, e questi invece fanno parte, Other Faces, questi qui, questo invece è un fotogramma, un disegno dell'ultimo, tratto dal suo ultimo film, che è City Deep, dove rimangono questo Soho Epstein e l'artista Felix Teitelbaum, che è questo signore qua che abbiamo visto nello specchio, che non è altro che lui, un alter ego di se stesso, in questa, diciamo, relazione, diciamo, controversa, in cui entra in gioco anche la moglie di Soho Epstein, che appunto lo tradisce, che tradisce il marito per l'arte, per l'artista. Ecco, non so, non voglio, ecco, prolungare oltre termini, insomma, non mi sento
sarebbe forse il caso magari di rivedere qualche film, ecco, veramente, ma come ho detto nel sito di Kentridge è possibile trovare moltissime, diciamo, di queste fonti, approfondimenti, vale la pena visitarlo e studiarlo anche per come è fatto, per capire la sua metodicità. La metodicità con cui lui lavora e con cui lui si propone con estrema serietà al suo pubblico. Bene, allora ringrazio ancora di nuovo i relatori, Anna Molto, Guido Cromini, Paola Bristo, Valentina Valentini e sto andando a memoria, so che mi dimentico anche Fabio Piacentini. E spero di avervi ospiti quando sarà occasione qui a Udine in presenza, e grazie ancora a tutti i convenuti e arrivederci a presto.